Buongiorno, ben ritrovati, rieccoci insieme in diretta venerdì 7 gennaio, una giornata che ci porterà tra poco meno di mezz'ora a seguire in diretta la conferenza stampa del Presidente Zaia, che sicuramente risponderà alle domande dei colleghi su quelli che sono i contenuti l'ultimissimo decreto legge approvato 2 giorni fa, il 5 gennaio, dal Governo, che introduce ulteriori misure per far fronte a questa impennata di nuovi contagi in Italia. Si capirà quelle che erano le posizioni dei governatori, soprattutto per quanto riguarda la scuola, che è uno dei capitoli introdotti nel nuovo provvedimento dell'esecutivo. Lo ricordiamo e lo vediamo anche insieme per rinfrescarci la memoria, quello che si prevede proprio per le scuole, alle elementari. Con un solo contagio la classe resta in presenza con testing di verifica, ma con 2 casi positivi tutti i ragazzi, tutti gli studenti andranno in didattica a distanza. Diversa la situazione invece per le scuole superiori e per le medie, con la DAD che scatterà solo con 4 casi positivi in classe, mentre con 3 ci sarà, ed è questo probabilmente il punto che poco piace ai presidenti di regione, ovvero che con 3 casi solo i vaccinati resterebbero in presenza, naturalmente con monitoraggio, mentre la didattica a distanza scatterebbe per i ragazzi non vaccinati, e questo creerebbe quella disuguaglianza di trattamento, chiamiamola così, che in qualche modo anche il presidente Zaia non aveva visto in modo positivo alla vigilia dell'approvazione poi di questo decreto legge. Naturalmente con 2 casi sia alle medie che alle superiori, ragazzi in classe naturalmente con l'autosorveglianza e adottando tutte le precauzioni a partire dalle mascherine FFP2. Ma vediamo insieme, ricordiamoci anche quelli che sono gli altri ambiti nei quali è intervenuto l'ultimo decreto, a partire dall'obbligo di vaccino per gli over 50 e obbligo di Green Pass per lavoratori pubblici e privati che hanno compiuto i 50 anni. Niente stipendio, ma conservazione del posto di lavoro per gli over 50 che si presenteranno al lavoro senza Super Green Pass. Super Green Pass, lo vedete, dal 15 febbraio appunto obbligatorio per tutti i lavoratori over 50, mentre ci sarà fino al 31 marzo l'obbligo di Green Pass base, ovvero quello che si ottiene anche con tampone negativo, a partire dal 20 gennaio per accedere ai servizi alla persona, ovvero parrucchieri ma anche centri estetici, e per accedere poi a pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali. Insomma, queste sono le novità principali che sono state introdotte dall'ultimo decreto legge. Capiremo quelle che sono, come interpreta questo il Presidente Zaia, quelle che potrebbero essere poi le ripercussioni anche, pensiamo, ai luoghi di lavoro. E oggi però ci sarà un'altra importante novità di cui si parlerà nella conferenza stampa, perché è attesa la presenza anche della dottoressa Evelina Tacconelli, direttrice dell'unità malattie infettive dell'azienda ospedaliera di Verona, che parlerà della nuova pillola curativa per il Covid. Misure che, come detto, si sono rese necessarie alla luce dell'impennata di casi che si registrano a livello nazionale. Oggi, tra l'altro, cabina di regia, monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità su quella che è l'incidenza, la situazione negli ospedali italiani. Una situazione che poi si ripercuote anche a livello territoriale. Anche ieri in Veneto nuovo record negativo con oltre 18.000 contagi, e le ripercussioni sugli ospedali naturalmente si fanno sentire. Personale sanitario ormai allo stremo, si lavora in prima linea negli ospedali, ma si lavora anche nei centri tampone, è naturalmente inevitabile visto l'aumento dei contagi, e si lavora poi nei centri vaccinali perché la campagna vaccinale non va avanti. Tra l'altro si è aperta, l'AIFA ha dato il via libera anche per la terza dose, la dose booster anche per i ragazzi 12-15 anni, e quindi si dovrà intervenire anche da questo punto di vista negli hub vaccinali del Veneto. E allora apriamo una finestra proprio su quello che è il lavoro delle aziende sanitarie. Lo facciamo salutando e ringraziando per la disponibilità il direttore generale dell'USL 4 Veneto Orientale, dottor Mauro Filippi. Buongiorno direttore, ben ritrovato.
Buongiorno a voi, buongiorno. Allora, facciamo intanto un po' la fotografia della situazione presso la vostra ULSS per capire insomma sul fronte contagi, ma poi quello che va a pesare è la situazione negli ospedali. Sì, la situazione sui contagi è pesante, devo dire. Abbiamo molti nuovi positivi ogni giorno. Per la verità ieri 400 meno rispetto alla media, perché mediamente sono 700, 800, 900 nuovi positivi al giorno. Fortunatamente la maggior parte di questi, anzi direi la stragrande maggior parte di questi non ha alcun problema e quindi la pressione sugli ospedali c'è e la sentiamo, però insomma il sistema ospedaliero sta tenendo. Noi oggi abbiamo 52 ricoverati in malattie infettive, quasi il 65% di questi non è vaccinato e 3 invece in terapia intensiva, tutti non vaccinati. Certamente rispetto alle ondate precedenti che cosa notiamo? Che ci sono meno ricoveri rispetto al numero dei positivi, che la maggior parte di questi sono persone non vaccinate, che poi sono quelle che hanno anche la sintomatologia tra virgolette più pesante. Quindi è sicuramente una situazione diversa rispetto a quella di un anno fa. Certo è che il gran numero di positivi presenti nel territorio genera un carico di lavoro importante legato al tracciamento, all'esecuzione dei tamponi di controllo, insomma a tutte le condizioni che i nostri ascoltatori ben conoscono. Ecco, noi abbiamo messo, insomma ormai sono 2 anni, il traguardo dei 2 anni ormai lo stiamo per tagliare, i primi casi, lo ricordiamo, sono stati registrati in Veneto nel febbraio del 2020, dunque ormai manca davvero poco a questi 2 anni di lotta al Covid e per medici, infermieri, operatori sanitari non c'è mai stato, e anche per voi direttori generali non c'è mai stata un po' di sosta e ormai anche dal punto di vista psicologico possiamo dire che è davvero difficile ogni giorno combattere contro il virus. Qual è lo stato d'animo di chi appunto è in prima linea da 24 mesi ormai? Allora è chiaro che chi lavora in sanità sa di scegliere un lavoro che impegna 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno. Certo è che questi 2 anni di emergenza che non finiscono, perché abbiamo sempre aspettato che passasse un'ondata dopo l'altra con la speranza insomma, che tutto potesse rallentare o attenuarsi. Ecco, questa attesa che si sta prolungando diventa anche dal punto di vista psicologico snervante. Il personale sicuramente è molto tirato, anche se devo dire che la disponibilità non è mai venuta meno da parte dei nostri dipendenti. E anche perché poi si aggiunge in questo particolare momento un certo numero di operatori che sono ancora sospesi in carenza della vaccinazione. Per fortuna adesso con le nuove regole più stringenti saranno costretti a vaccinarsi e a rientrare. E poi abbiamo anche un certo numero di dipendenti che ovviamente nelle statistiche generali sono anche positivi e quindi devono essere messi in isolamento, in quarantena, a seconda che siano contatti stretti. Una cinquantina circa di operatori in questo momento sono a casa e quindi anche questo, seppur piccolo contingente in un'azienda di 2500 dipendenti, pesa perché chi è al lavoro deve ovviamente fare anche il lavoro per chi in questo momento è assente, in una situazione, come vi ho già anticipato, dove sono diversi i fronti che li impegnano: il fronte dei vaccini, il fronte dei tamponi e del tracciamento e la gestione dei pazienti in ospedale Covid, che non è una gestione diciamo ordinaria, perché i pazienti, siano essi in terapia intensiva o in malattie infettive, sono pazienti molto impegnativi che richiedono degli standard assistenziali più alti rispetto a quelli che sono diciamo, i parametri ordinari di una degenza ordinaria. Quindi sì, il personale è tirato, è stanco, però in questo momento ancora si può vedere come la disponibilità e la forza d'animo di queste persone sia l'elemento che ci qualifica come sistema
nel sistema diciamo, regionale e nazionale in generale. Questa ospedalizzazione importante, ma anche alla luce dei numeri che ci ha dato lei sul personale adesso in quarantena, e le chiedo, c'è una stima anche di quanti sono invece i sanitari non vaccinati e quindi in questo momento che non sono operativi? Allora in questo momento noi ne abbiamo un'ottantina di dipendenti nostri che sono a casa, e devo dire che rispetto all'inizio molti sono rientrati perché poi si sono vaccinati, quindi è una contingente che si è ridotto nel tempo, per fortuna. Ecco, alla luce di questi numeri è stato necessario, come sta accadendo in altre aziende sanitarie, riorganizzare, e in che modo avete rivisto quella che è l'attività ospedaliera? Allora abbiamo lavorato su più fronti. Innanzitutto ricordo che da inizio pandemia abbiamo avuto la possibilità di assumere tutte le risorse che erano disponibili nel mercato del lavoro, noi come tutte le altre aziende. Noi complessivamente abbiamo assunto 300 persone, oltre 300 persone in più, perché ovviamente non abbiamo solo i dipendenti che storicamente fanno parte della dotazione dell'azienda, ma abbiamo assunto anche appunto diverse centinaia di persone nuove, amministrativi, medici, infermieri, operatori sociosanitari, che si sono aggiunti a quella che è la dotazione aziendale di riferimento. Però abbiamo dovuto anche riorganizzare, ad esempio nell'ospedale di Jesolo, che è il nostro ospedale Covid di riferimento, quelle che erano le degenze di medicina e di riabilitazione sono state convertite in degenze Covid, e quindi il personale è stato riorganizzato e a suo tempo addestrato per poter gestire pazienti Covid. E poi anche altri professionisti che provengono da altre strutture si sono aggregati nel fronte dell'emergenza Covid, chi per vaccinare, chi per eseguire tamponi, chi per dare assistenza ospedaliera. Ovviamente tutto questo per non compromettere le attività ordinarie, l'attività che ogni giorno deve essere garantita, è stato possibile attraverso piani di riorganizzazione che vengono fatti man mano che i numeri aumentano, quindi man mano che si aumentano i posti letto, ad esempio di terapia intensiva, entrano in gioco alcune soluzioni organizzative che permettono di trasferire il personale in quei reparti, così come dovendo in alcuni momenti di questo periodo pandemico aumentare anche la risposta sul fronte vaccinale piuttosto che sul fronte tamponi, abbiamo messo in campo delle azioni riorganizzative attraverso la direzione sanitaria, le direzioni di ospedale e di territorio, che permettono di spostare le risorse da un fronte all'altro. È chiaro però che tutto questo è molto impegnativo, sia per chi poi deve dare assistenza, sia per chi organizza le risorse stesse, perché comporta una flessibilità, una capacità di decisione e di reazione di poche ore, non di settimane, ma neanche di giorni, ma veramente di poche ore. Direttore, tornando alla situazione negli ospedali, insomma, la percentuale 65% se non ricordo male non vaccinati, ci diceva il suo collega direttore dell'azienda sanitaria 2, dell'USL 2 della Marca Trevigiana, dottor Benazzi, nei giorni scorsi, come ieri ad esempio ha portato il caso di 10 pazienti non vaccinati che rifiutano le cure, ma ci diceva nei giorni scorsi che spesso i pazienti non vaccinati arrivano in ospedale, si ricoverano quando le loro condizioni sono molto gravi e è necessario poi ricoverarli direttamente in terapia intensiva, e magari anticipando il ricovero sarebbe possibile già curarli in area medica. Ci sono casi anche nella vostra ULSS di questo tipo? Allora, casi estremi di questo tipo ne abbiamo avuto un paio negli ultimi 10-15 giorni, quindi per fortuna non sono stati tanti. Il caso di ultimo di un paziente anche giovane che rifiutava di essere intubato pur essendo in forte difficoltà respiratoria, però alla fine ha accettato di essere intubato quando proprio era in estrema difficoltà. Quindi i casi sono pochi. È vero invece che la maggior parte dei pazienti che arrivano in pronto soccorso con problematiche respiratorie non sono vaccinati, così come, ma l'ho anticipato, oggi
i Covid positivi in terapia intensiva sono tutti non vaccinati, il che conferma che chi non si vaccina è fortemente esposto non solo al rischio di ammalarsi, ma è esposto al rischio di ammalarsi in maniera seria, grave, e quindi anche esposto alla possibilità di morire, perché poi quando si finisce in terapia intensiva non è così scontato che poi se ne esca, ecco, perché la tecnologia, le terapie, i farmaci fanno molto, ma la parte rimanente la deve fare il vaccino, quindi chi non ha il vaccino è fortemente esposto a questo rischio di tutte le età, perché abbiamo anche persone che sono state in terapia intensiva, anche quarantenni, 35 anni, quindi non è che poi solo gli anziani finiscono, certamente gli anziani che hanno altre patologie sono più a rischio, ma ci sono stati anche dei giovani non vaccinati che sono finiti in terapia intensiva, ma negli ultimi mesi, quindi non sto parlando della prima, della seconda data, parlo della fascia di tempo dove poi il vaccino era disponibile. Per questo stiamo tutti incentivando e auspicando la vaccinazione da parte di tutti, di tutte le età, visto che adesso è anche possibile farlo anche per i più piccoli. Ecco, proprio per i più giovani si è aperta, ieri è arrivato l'ok di AIFA per la terza dose per la fascia 12-15 anni, si interverrà anche, ci sarà quest'altro fronte nuovo per i Vax Point del Veneto e quindi anche della vostra ULSS. Ci si sta già organizzando, direttore? Allora, noi avevamo già programmato per la fascia d'età 5-11 anni delle giornate ad accesso libero con migliaia di posti per vaccinare i più piccoli. Domani, ad esempio, abbiamo già 700 bambini che si sono prenotati, però c'è anche, ripeto, la possibilità di accedere liberamente. Abbiamo anche dopodomani, domenica, una nuova giornata dedicata anche alle vaccinazioni per bambini, perché poi chiaramente vacciniamo anche tutti gli altri, e in più sì, c'è la possibilità della terza dose anche per la fascia d'età 12-15, dove però, almeno per i dati che abbiamo noi, avevamo avuto una buona adesione da parte dei ragazzi alla prima e alla seconda dose, quindi lì abbiamo già dei bei numeri di partenza e sappiamo insomma che c'era una particolare attenzione da parte dei ragazzi, dei giovani, giovanissimi verso il vaccino. Però sì, sabato e domenica dedicheremo delle linee di vaccinazione solo ai piccolissimi, proprio per incentivare l'accesso in previsione del possibile riavvio dell'attività scolastica, in modo tale che possano tornare a scuola, insomma, con questo regalo di Natale che li protegge e rende tranquilli loro e le loro famiglie. Avremo anche i pediatri, chiaramente queste giornate di vaccinazione per bambini sono gestite da noi con la presenza dei pediatri di libera scelta che saranno presenti anche loro nelle sedi vaccinali. Le nuove regole che riguardano le scuole, e lo ricordiamo insieme per essere chiari, naturalmente per quanto riguarda i nidi si va tutti a casa, naturalmente già dal primo caso. Diversa la situazione per le elementari, dove con un positivo ci saranno i test rapido molecolare a tutta la classe, con 2 positivi didattica a distanza per 10 giorni. Per medie superiori fino a 2 casi in classe c'è l'autosorveglianza e mascherine FFP2, didattica in presenza, quindi fino a 2 casi, con 3 casi in classe didattica a distanza per i ragazzi che non sono vaccinati, mentre per chi è vaccinato autosorveglianza, didattica in presenza con mascherina FFP2. Questa nuova riformulazione, direttore, darà un po' più respiro ai centri tampone che sappiamo essere stati presi d'assalto proprio dagli studenti nelle ultime settimane? Sì, sicuramente la revisione delle modalità e anche dei tempi di isolamento e di quarantena ci aiuterà. Ha ricordato bene, prima di Natale abbiamo avuto noi, come le altre aziende, carichi di lavoro impressionanti anche a fronte appunto dei contagi presenti nelle scuole. Del resto bastava un caso, 2 casi in una classe, e una classe mediamente è fatta
da 20 ragazzi, ogni ragazzo ha 2 genitori e quindi arrivare, diciamo, a centinaia di persone che il giorno dopo venivano ai Covid poi era veramente un percorso breve, quindi sicuramente abbiamo fatto fronte a un carico di lavoro non prevedibile, non programmabile. So che l'utenza ha avuto anche dei disagi, ha lamentato dei disagi, delle difficoltà, mi spiace, mi scuso, però bisogna anche capire che alcune attività le possiamo programmare e prevedere anche con largo anticipo, altre come queste situazioni non sono così facilmente programmabili, quindi è difficile anche che nel giro di poche ore si riesca a mettere in campo decine e decine di persone per fare i tamponi. Queste regole ci daranno una mano, sicuramente ci consentiranno di respirare un po' sul fronte tamponi. Avrei piacere invece di poter mettere tantissime risorse sul fronte vaccini, quindi spero che veramente le persone decidano di vaccinarsi tutte quante, quindi saremo ben felici di dispiegare tutte le nostre forze se servono per vaccinare, piuttosto che per fare l'assistenza a chi si ammala di Covid o chi fa i tamponi perché non si è voluto vaccinare. Quindi spero sempre, insomma, che il fronte vaccini sia quello che prevale poi nell'attività del Covid. Direttore, ultimissima domanda, tornando un po' a quello che si diceva prima, alla pressione a cui sono sottoposti gli operatori sanitari, tutte le persone che lavorano nel mondo sanitario, questa nuova stretta del governo vi fa pensare che potrebbe allentare anche quella che è poi la mossa sulle strutture ospedaliere, insomma vi fa vedere con un po' più di ottimismo il futuro alla luce dei mesi che ci stiamo lasciando alle spalle e, ripeto, molto molto pesanti per chi opera da 2 anni in prima linea? Sì, va in quella direzione, quindi io sono convinto, insomma, che questa stretta servirà a convincere giocoforza anche gli irriducibili e quindi a farci in qualche modo tirare un po' un respiro, perché come abbiamo detto sono 2 anni ormai che lavoriamo anche per il Covid, dico anche perché poi tutto il resto deve essere assicurato, quindi l'assistenza, la sanità non si è mai fermata, ha lavorato anche per il Covid oltre che per tutto il resto, quindi ribadisco, credo che questa stretta sia opportuna e ci consenta di avere una prospettiva un po' più serena per il futuro prossimo. Grazie davvero al direttore generale dell'USL 4 Veneto Orientale, Mauro Filippi, grazie davvero e buon lavoro. Grazie direttore, a presto. Arrivederci. Prima di fermarci per la pubblicità, il Green Pass che aiuta le forze dell'ordine in qualche modo anche ad individuare dei ricercati. È accaduto a Verona, un uomo, un 34enne di origine romena, è salito sul treno senza Green Pass alla stazione di Verona Porta Nuova e per questo la polizia ferroviaria lo ha fatto scendere sanzionandolo, ma dai controlli è emerso che sull'uomo pendeva un mandato di arresto europeo. Così è stato dichiarato in stato di arresto ai fini dell'estradizione e condotto nel carcere di Verona a disposizione dell'autorità giudiziaria distrettuale di Trieste. Ci fermiamo e poi quando torneremo in diretta andremo quasi subito a Marghera per il punto stampa del presidente Zaia, insieme a lui anche la dottoressa Tacconelli che ci parlerà della pillola curativa contro il Covid. A tra poco. Rieccoci in diretta, siamo in attesa di collegarci con la sala stampa dell'unità di crisi della protezione civile di Marghera, perché tra pochi minuti arriverà il presidente Zaia per gli aggiornamenti sul fronte Covid. Naturalmente, come detto, parlerà anche di quelli che sono i contenuti del nuovo decreto legge approvato il 5 gennaio dal governo, che inserisce ulteriori misure restrittive a partire dall'obbligo vaccinale per gli over 50 e obbligo di super Green Pass, quello per capirci che si ottiene con la vaccinazione, appunto con la guarigione dalla Covid per i lavoratori sopra i 50 anni e poi si interviene anche sull'obbligo di Green Pass, quello semplice, quello base per accedere a diversi servizi, dagli uffici postali agli uffici pubblici, ai servizi alla persona come parrucchieri e estetisti, ma anche alle attività commerciali, e poi interviene sulla scuola con la diversificazione soprattutto per medie e superiori in base poi
alla didattica a distanza per studenti vaccinati e non vaccinati. Oggi c'è il monitoraggio, come ogni venerdì, il monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità sulla situazione in Italia e nelle singole regioni. Capiremo anche quelli che sono i dati, non tanto dell'incidenza, che ormai sappiamo essere stata superata da diverse settimane in Veneto, ma soprattutto la percentuale di ospedalizzazioni in area medica e in terapia intensiva, che sono poi i due indici che vanno ad influire sul cambio, sul passaggio di fascia per quanto riguarda il Veneto dal giallo all'arancione, anche se sembra che la prossima sarà un'altra settimana in giallo per il Veneto. E allora sale ancora l'indice di trasmissibilità R con T e anche sale l'incidenza dei casi Covid nel nostro paese. L'incidenza riferita a ieri è infatti pari a 1669 casi su 100.000 abitanti, è raddoppiata rispetto ai 783 casi della scorsa settimana. L'R con T sale a 1,43 dal valore di 1,18 della scorsa settimana. E poi sale anche a livello nazionale l'occupazione in terapia intensiva, che è al 15,4% contro il 12,9% della settimana precedente. Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale sale invece al 21,6%, la settimana scorsa era al 17,1%. È significativo anche un altro dato che invece arriva da AIFA. Sono stati 32.513 da marzo ad oggi in Italia i pazienti iscritti nei registri di monitoraggio degli anticorpi monoclonali, farmaci indicati per pazienti con malattia lieve o moderata. Continua a crescere il numero delle prescrizioni settimanali. Dal 29 dicembre al 4 gennaio, quindi pochissimi giorni fa, sono state 3.794 a fronte delle 3.431 della settimana precedente, ovvero con un incremento dell'11% in più. Questo a significare come si stia lavorando anche per quanto riguarda proprio i monoclonali. Questi dunque alcuni aggiornamenti che stanno arrivando dai vari monitoraggi settimanali. Vi diamo invece un aggiornamento di cronaca legato però in qualche modo alla gestione dell'emergenza e riguarda Vicenza, in particolar modo la Guardia di Finanza di Vicenza, del Comando Provinciale di Vicenza, che ha eseguito un sequestro probatorio d'urgenza di 134.000 mascherine facciali monouso della tipologia FFP2 recanti un'etichettatura ingannevole. Nello specifico, a seguito di una segnalazione da parte del Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, i militari della compagnia di Schio hanno compiuto un accesso ispettivo in un'azienda vicentina dove sono stati appunto trovati questi dispositivi di sicurezza la cui etichetta poteva creare nell'acquirente una falsa aspettativa in merito alle loro proprietà. L'amministratore della società è stato segnalato alla Procura della Repubblica di Vicenza per frode nell'esercizio del commercio di dispositivi di terza categoria non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza, mentre la stessa società è stata segnalata per responsabilità amministrativa. E questo dunque l'aggiornamento di cronaca. Siamo, come detto, in attesa di collegarci con la Protezione Civile, con la sala stampa dell'unità di crisi della Protezione Civile a Marghera. Lo ricordiamo che insieme al Presidente Zaia è stata annunciata la presenza della dottoressa Evelina Tacconelli, direttrice dell'unità malattie infettive dell'azienda ospedaliera di Verona. Lei parlerà della nuova pillola curativa per il Covid. Lo aveva già annunciato il governatore qualche settimana fa, che a gennaio sarebbe arrivata questa pillola, un'altra frontiera per quanto riguarda la cura del Covid. Vedremo di capire di che cosa si tratta, quali sono i pazienti, qual è il target di pazienti ai quali potrà essere applicata questa nuova cura. Sappiamo ad esempio, appunto abbiamo letto prima, per i monoclonali c'è una tipologia di pazienti Covid ai quali che vengono sottoposti a questo tipo di terapia. Si capirà anche questa pillola in che termini potrà essere applicata e soprattutto quando sarà a disposizione delle strutture ospedaliere o se potrà essere poi anche a disposizione dei medici di base. Insomma, c'è ancora molto da capire e la presenza della dottoressa Tacconelli va proprio in questa direzione, di far luce su quelle che sono
su quella che è la nuova frontiera per quanto riguarda proprio la cura del Covid-19. Abbiamo parlato in apertura di quelle che sono le novità introdotte dal nuovo decreto legge e allora vediamo quelle che sono, quella che è la novità più importante, che è proprio l'obbligo di vaccinazione per gli over 50 e capiamo insomma il perché è stata voluta dal governo questa misura. Vediamo il servizio, pronti a sospenderlo nel caso dovesse arrivare il presidente Zaia con la dottoressa Tacconelli. Vaccino anti-Covid obbligatorio per gli over 50 a partire dal momento in cui il nuovo decreto verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale, vale a dire tra oggi e domani e fino al 15 giugno. Dal 15 febbraio, sempre per gli over 50, requisito essenziale per andare al lavoro sarà possedere il Super Green Pass, di cui sono in possesso solo vaccinati e guariti. L'ultimo provvedimento del governo introduce per la prima volta in Italia l'obbligo vaccinale per un'intera fascia di popolazione per contrastare il Covid. Ma il Codacons mette in guardia: si rischia una raffica di ricorsi se nel modulo del consenso informato non si prevedrà la responsabilità dello Stato. Siamo di fatto insieme all'Austria il primo paese che fa un passo in avanti nei confronti dell'obbligo vaccinale per chi ha più di 50 anni di età. Sappiamo che in quella fascia vi sono in questo momento la maggiore mortalità, sapete che i casi sono in fortissimo aumento nel nostro paese. Fortunatamente abbiamo ancora un numero molto limitato di situazione critica in terapia intensiva, mentre sfortunatamente i morti sono aumentati sopra le 200 persone che sono mancate negli ultimi 2 giorni. L'attuale situazione lo esige, spiega dunque il ministro D'Incà, a sua volta in quarantena dal 1° gennaio. Rimane il nodo dei controlli. Lo si farà attraverso le forze dell'ordine, i vigili urbani, attraverso le modalità normali, e si faranno appunto le verifiche con l'incrocio dei dati tra la persona e appunto l'ASL di competenza, che ci darà appunto l'indicazione se la persona è vaccinata o meno. Chi non lavora e decide di non ottemperare all'obbligo rischia al massimo una multa di 100 euro, più complicata da metà febbraio la situazione di chi ha invece un'occupazione. Senza vaccino rischia, se presente, una sanzione da 600 a 1.500 euro e dopo 5 giorni di assenza ingiustificata la sospensione senza stipendio ma con conservazione del posto di lavoro. D'Incà non nasconde che parte del governo voleva provvedimenti ancora più duri. L'unica possibilità di poter ripararsi del coronavirus è attraverso la vaccinazione e l'obbligo serve soltanto, ed è un obbligo limitato fino a metà giugno, per poter far sì che i nostri concittadini possano trovare il modo, anche il coraggio di poter vaccinarsi. Le ricadute pratiche dei decreti in vigore vanno gestite nei territori. Il prefetto di Treviso, Maria Rosaria Laganà, attende di leggere la stesura definitiva del nuovo provvedimento, di cui comprende però lo spirito. Si tratta di aggiustamenti in corso d'opera, se così possiamo dire, per cercare di comunque mantenere le attività, il maggior numero di attività possibili, insomma, operative, le funzionanti, tutti i vari servizi e quant'altro. Certo, c'è questa incognita di uno zoccolo duro di persone che evidentemente non vogliono vaccinarsi e in generale la gente capisce che si sta cercando di fare qualche cosa perché poi l'economia non si blocchi in un momento particolarmente delicato. E intanto sale la tensione dopo quanto accaduto, dopo la lettera anonima con minacce no vax ed un proiettile che sono arrivate, che è arrivata all'immunologa Antonella Viola. Naturalmente le indagini in corso da parte della procura, ora la scienziata è sotto scorta e dice io vado avanti, ma questo sta ad indicare come il livello di tensione si stia alzando ulteriormente. Questi sono i Novax che sanno solo odiare, rifiutare logiche e leggi, creare tensione e violenza. Sono ovviamente amareggiata perché ho speso gli ultimi 2 anni a servizio della collettività senza risparmiarmi, sottraendo tempo alla mia famiglia e a me stessa. Sono incazzata con chi strizza l'occhio a certa gente, a chi mette in dubbio la nostra serietà e libertà da qualunque condizionamento. Ma continuerò a fare del mio meglio per dare voce alla scienza e parlare a chi vuole ascoltare, sempre guidata da etica, responsabilità e amore.
Affida a un post su Facebook il suo sfogo dopo che la notizia è diventata di dominio pubblico. Una lettera di minacce Novax contenente un proiettile costringe ora l'immunologa Antonella Viola, che dirige l'Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza, a vivere sotto scorta. La missiva minatoria è arrivata 2 giorni fa nel suo ufficio di Padova, ora sequestrata insieme alla pallottola dalla procura che ha aperto un'inchiesta per minacce. Nel mirino del delirio Novax, gli appelli della scienziata alla vaccinazione dei bambini, più volte ribadita anche recentemente ai nostri microfoni. Speriamo che presto ci sia l'approvazione anche per il vaccino per i bambini più piccoli, che sono tra l'altro quelli molto piccoli più a rischio. La minaccia scritta a macchina è chiara. Se non cambia le sue interviste dicendo che i bambini non vanno vaccinati, saremo ben lieti di colpire lei e la sua famiglia. Tranquilla, non morirà nessuno, ma 2 pallottole calibro 22 nella pancia e nelle ginocchia non uccidono, fanno solo un gran male. Non seguiranno altri comunicati. Unanime la solidarietà e la vicinanza delle istituzioni, dal sindaco di Padova Sergio Giordani all'Università di Padova, dalla CGIL all'Ordine dei Medici fino al governatore Zaia. Purtroppo, scrive il presidente del Veneto, dobbiamo prendere atto che alcune frange della popolazione si sono lasciate andare in una sorta di conflitto sociale contro chiunque si adoperi per arrivare a sconfiggere il virus. È triste e preoccupante, ma è così e la risposta è una sola: continuare nella battaglia, nella ricerca, nella cura, nel lavoro per affermare la fondamentale cultura della salute pubblica come bene primario di ogni cittadino. La professoressa Viola, conclude il governatore, non è sola, perché al suo fianco ci siamo praticamente tutti. E sarà un tema sul quale tornerà naturalmente il presidente Zaia, che stiamo attendendo a Marghera per il consueto punto stampa, per gli aggiornamenti, i dati, i numeri su quella che è la nuova, quali sono i nuovi contagi, ma anche quello che è la percentuale di ospedalizzazione. Abbiamo detto oggi è venerdì, quindi oggi il consueto monitoraggio settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità, capiremo quella che è la situazione in Veneto. E stiamo appunto attendendo l'arrivo del presidente Zaia. Intanto mercoledì ci sarà un nuovo incontro tra governo e regioni e sarà l'occasione per trovare un'intesa tra proprio le regioni e la Lega di Serie A per garantire la prosecuzione con regole certe del campionato di calcio. Sappiamo come ci sia un incremento di casi che sta proprio interessando anche il mondo del pallone in Italia. Ci sarà una riflessione anche in merito alle attività inerenti agli altri sport, con un particolare riguardo a quelli di squadra, lo dice il ministro degli affari regionali Maria Stella Gelmini, sottolineando che all'incontro parteciperà anche il presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano Giovanni Malagoi. Dunque insomma si discuterà anche su quello che è il proseguo delle attività sportive, a partire dal calcio, dalla Serie A, ma anche delle attività degli altri sport di squadra, proprio alla luce di questo incremento di contagi. Sappiamo poi che ci sono anche le nuove regole che sono state introdotte per la capienza negli stadi e nei palazzetti. Insomma si capirà che regole certe vengono chieste dalle regioni, viene chiesta anche dagli addetti ai lavori proprio per quanto riguarda gli sport di squadra. Tornando alle nuove regole dell'ultimo decreto del governo, abbiamo detto che dal 20 gennaio sarà obbligatorio esibire il Green Pass se si vorrà accedere agli uffici postali, agli uffici pubblici, negli estetisti, parrucchieri, e tra l'altro poi nella seconda parte della nostra diretta ospiteremo proprio una parrucchiera per capire che conseguenze potrà avere questo sulle loro attività, ma anche per accedere alle attività commerciali. Allora sentiamo come è stata accolta questa nuova misura da chi proprio opera nelle attività commerciali. Finora erano stati risparmiati dall'estensione del certificato verde, dal 20 gennaio non sarà più così. Green Pass base per i servizi alla persona, vede la voce parrucchiere ed estetiste. Non è il Super Green Pass come era sembrato dalle prime ipotesi dopo la cabina di regia. Le barricate alzate soprattutto da Lega e Movimento 5 Stelle hanno spinto il Consiglio dei Ministri alla decisione più soft. Green Pass semplice per il quale può bastare anche un tampone. Questo però non evita già i primi segnali di protesta. Chat in fibrillazione tra i nostri associati del settore, racconta il presidente di Veneto Imprese Unite Andrea Penzoiello. Come l'anno scorso erano stati esclusi dai provvedimenti per poi rientrare nelle restrizioni con un colpo di coda e non comprendono il perché, viste le precauzioni prese nei loro esercizi. Per loro il controllo del Green Pass è una novità e temono disagi logistici e di rapporti con la clientela. Infine, spiega Penzoiello, la loro paura è di alimentare nuovamente l'abusivismo del settore.
Nel frattempo, il 1 febbraio, 10 giorni dopo la misura per parrucchiere ed estetiste, il pass semplice sarà esteso a chiunque acceda a pubblici uffici come le poste, ma anche le banche, e poi alle attività commerciali, fuori e dentro i centri commerciali. Sarà un DPCM a breve a stabilire quali siano esentati, fatte salve le attività ritenute essenziali come alimentari al dettaglio, farmacie, tabaccherie ed edicole. Interrompiamo perché è arrivato il presidente Zaia a Marghera. Grazie di cuore per aver accettato di venire qui oggi la professoressa Evelina Tacconelli, che è direttore delle malattie infettive di Verona, oltre ad essere coordinatore del gruppo AIFA per le terapie antibiotiche, consulente OMS, consulente EMA, aver fatto 8 anni a Tubinga in Germania e poi altri 4 anni a Boston Harvard. È eminenza grigia delle malattie infettive, è riferimento per i monoclonali a livello nazionale e quindi oggi la professoressa si rende disponibile a dare uno spaccato dell'evoluzione che c'è stata dal 21 febbraio 2020 ad oggi dal punto di vista clinico, cioè il paziente di allora è quello di oggi, punto di domanda, l'evoluzione delle terapie da allora ad oggi e da oggi al futuro con le tempistiche. E poi immagino spazierà anche, magari abbiamo chiesto anche se può dare qualche indicazione rispetto a chi è a casa. Sono tanti prof, perché noi abbiamo avuto ieri 18.200 contagiati censiti, oggi ne abbiamo poco più di 6.000, ma era una giornata di festa, quindi saranno di più domani, e molti sono a casa nella condizione di essere asintomatici, alcuni sono pauci sintomatici, qualcun altro ha febbre, sta male, insomma la prof darà uno spaccato di tutto questo. Proprio per questo motivo io sarò veloce, quindi seguitemi velocemente perché desidero lasciare lo spazio alla professoressa. Allora, tanto il bollettino di consuetudine: tamponi molecolari sono 8.452.000, 0,36, e i rapidi sono 14.026.000. In totale abbiamo fatto dal 21 febbraio 2020 22 milioni e mezzo di tamponi, roba che se lo diceva qualcuno qualche giorno prima del 21 febbraio gli avrebbero fatto un TSO veloce. Ecco, abbiamo fatto 22 milioni e mezzo di tamponi. 22 milioni e mezzo di tamponi, nelle ultime 24 ore i positivi sono 6.846 e il dato, che non è un dato rappresentativo perché stiamo parlando di una giornata di festa, l'Epifania, ci dice che sono 6.846 positivi, 39.484 tamponi, sono pochi, ma sono pochi in tutte le regioni il giorno di festa. Noi ne facciamo 150.000 al giorno, per capirci. L'incidenza, cioè la percentuale di positivi su questi 39.484 tamponi, è del 17,34. Come vedete, tutti i giorni noi siamo sempre al di sotto della media nazionale tra tutte le regioni rispetto alla percentuale di positivi sui tamponi fatti, e siamo tutti i giorni la prima regione in Italia, ovviamente tolto Trento e Bolzano che sono due piccole realtà, con il maggior numero di tamponi pro capite che vengono effettuati. Il numero totale dei positivi dal 21 febbraio 2020 è 728.725, che sono stati intercettati dai 22 milioni e mezzo di tamponi che abbiamo fatto. Positivi ad oggi, noi siamo passati da una punta di minimo di ottobre che era di 8.000 ad oggi che sono 155.761. Sono numeroni. Ricoverati. I ricoverati per Covid in Veneto in questo momento sono 1.680 più 153. Sicuramente sono carichi precedenti. Ieri abbiamo avuto uno scarico di una novantina di pazienti, per cui considerate che i giorni con le feste di mezzo hanno sempre questi dati. Comunque 1.680 ce li abbiamo, dei quali 1.475 in area medica più 150 e 205 in terapia intensiva. Come vedete la terapia intensiva continua
a tenere, o meglio sono ormai una settimana che i numeri ballano sempre attorno ai 200 unità. Continua anche l'attività extra Covid e quindi attività operatoria d'emergenza, 270 sono i posti di terapia intensiva non Covid. Purtroppo continua anche a crescere il bilancio della mortalità, 12.520 persone hanno perso la vita, più 33, vi ricordo che siamo ancora all'8ª regione in Italia per mortalità, e quella che ha avuto tra l'altro meno morti tra le più colpite. Totale dei dimessi 25.829 più 44, quindi 44 persone sono state dimesse. Vi do due dati, prendo questo, ma anche questo volevo far vedere. Allora, prima roba che volevo dirvi, vaccinazioni. Sul fronte delle vaccinazioni la media regionale si sta avviando all'88%, siamo all'87,8%, quindi immagino che in un paio di giorni un 88% ce l'abbiamo. I dati dell'infezione ad oggi sono R con T 1,1, sembra quasi ridicola sta roba, no? Che R con T, cioè, addirittura si sta anche abbassando. Tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva 19%. Voi sapete che la nostra deadline è 20% per il salto in zona arancione. Ovviamente i tre parametri, incidenza, occupazione terapie intensive e occupazione area medica. Allora l'incidenza, ve la dico, tenetevi duri i posti, è 1701, però sono dati iper sballati dal fatto che facciamo una campagna di tamponi paurosa e quindi per noi conta sempre di più la percentuale dei positivi sui tamponi. Però sulla carta noi abbiamo 1701,2 su 100.000 abitanti a settimana, questa è la proiezione. Tasso di occupazione terapia intensiva 19%, quindi arrivati al 20 scatta il secondo parametro da zona arancione. Tasso di occupazione posti letto in area medica, siamo al 20, perché scatti l'area arancione definitivamente bisogna che questo parametro arrivi a 30. Come vi dicevo l'altro giorno, bisogna caricare almeno 800 persone, quindi arrivare intorno a 1.800-2.000 persone, adesso dovremo fare i calcoli. Le vaccinazioni procedono, anche ieri si sono fatte 25.000 vaccinazioni, quasi 26.000, delle quali 22.000 booster, e vi dico anche che volevo farvi vedere due curve che ho trovato interessanti. Intanto il tasso dei ricoveri, vi do intanto questa tabella, la vedete da distante ma la capite al volo. Il tasso di nuovi positivi, allora la barra rossa sono i non vaccinati, quella gialla vaccinati parzialmente, quindi senza completamento del percorso vaccinale, la verde i vaccinati. Poi ogni blocchetto di barre è una fascia di età. Vedete le barre alte, quelle rosse, sono quelle dei non vaccinati, questa è la barra dei positivi e questa è quella dei ricoveri. Per dire, questa barra alta prevede gli over 80, i non vaccinati over 80 che ricoveriamo. Poi ve la diamo anche questa, però vi do due tabelle se vi interessano anche per eventuale pubblicazione. Eccole qua. Allora, la blu è la curva dei positivi di questa ondata, la rossa è quella dell'ondata precedente, quella di dicembre dell'anno scorso. Quindi vedete il picco di positivi. Però questo può essere anche un dato non rappresentativo perché facciamo il triplo dei tamponi rispetto all'anno scorso. L'altro dato interessante è questo, i ricoveri. La rossa è il 2020, la blu il 2021. Che un po' queste due curve rispecchiano e ripetono quello che si vede in altri paesi. Se andate a vedere la curva francese piuttosto che la curva tedesca, ci danno comunque un'ospedalizzazione che è almeno la metà rispetto al periodo peggiore dell'anno scorso.
E poi abbiamo un sacco di dati di monitoraggio, ma evito di stare qui a darvi altre informazioni. Vi dico che sulle vaccinazioni ai cittadini, do queste ultime 2 informazioni. È garantito l'accesso alle età pediatriche 5-12. Sì, da domenica c'è l'Open Day e quindi c'è una giornata dedicata alle vaccinazioni 5-12. Anche qui capisco che c'è qualcuno che ce l'ha con le vaccinazioni e si arrabbia ancora di più quando parliamo di bambini. Sono i genitori che decidono se vaccinare o no i propri figli. Non lo decide né il Presidente della Regione, tantomeno il Novax. Noi abbiamo l'obbligo di dare il servizio a chi lo richiede. Quindi domenica c'è un Open Day dedicato a questa fascia di età con accesso diretto in tutto il Veneto. Alla luce dell'ultimo decreto, noi annunciamo che gli over 50, che sono circa 150.000 in Veneto che devono ancora vaccinarsi, over 50, quindi dai 50 fino ai 100 anni ne avevano circa 150.000, avranno la possibilità o di prenotarsi, e ci sono slot liberi nelle agende vaccinali, in tutte le aziende, oppure di approfittare dell'accesso libero già da oggi, over 50. Perché vi ricordo che il nuovo decreto prevede che l'accesso al lavoro con il 2G, quindi con o vaccinato o guarito, parlo di chi deve andare a lavorare, over 50, può avvenire solo dopo 14 giorni dalla venuta vaccinazione. Quindi per fare in modo che il 15 di febbraio tutti possono dire di aver avuto almeno 14-15 giorni, già da oggi noi siamo operativi e garantiamo agli over 50 di poter andare a farsi la vaccinazione. Ricordo che peraltro l'accesso per le prime dosi è un accesso diretto garantito a tutti i veneti che abbiano più di 50 anni o meno di 50 anni da sempre, o meglio da qualche mese a questa parte. La Regione del Veneto non prevede neanche la prenotazione, quindi in linea di principio chi deve fare la prima dose può andare con accesso diretto. Gli over 50 possono o continuare a prenotarsi se uno vuole sapere il suo orario, organizzarsi, oppure si presentano in un centro vaccinale già da oggi, e se qualcuno dice che non può, dica che ha sentito dire in TV, perché noi abbiamo fatto una riunione stamattina con i direttori, quindi i direttori avevano l'impegno di informare tutti loro ai centri vaccinali. Sono 60 centri vaccinali, 1600 persone schierate, e quindi diamo questo servizio a chi vorrà o chi avrà deciso di vaccinarsi e quindi diventare un 2G. Passo la parola a voi per le domande e poi al professoressa Tacconelli. Allora abbiamo praticamente tutti, cominciamo con Angela Pederiva, poi Giacomuzzo e Nicolussi. Grazie, buongiorno Presidente. Buongiorno. Avrei 3 domande, sarò veloce. La Prego. prima, sulla riapertura delle scuole, ci sono novità per quanto riguarda il Veneto dal 10 di gennaio, alla luce del fatto che qualche sindaco, uno intanto nel Veronese, sul Garda, ha deciso con propria ordinanza di tenere chiusi ancora i plessi vista la locale situazione epidemiologica? No, novità non ce ne sono, l'unica novità è il caos. Il caos dettato da un decreto che comunque impone delle fasi di testing che sono insostenibili. Pensate che c'è una fase di testing nelle primarie che prevede il T0 e il T5. Cosa vuol dire? Il giorno dell'avvenuto contatto il primo tampone, poi a 5 giorni un altro tampone. Tutte le regioni sono già a fine corsa con la fase di testing. Non parliamo della fase del contact tracing, cioè del chiamare a casa il positivo, chiamare a casa i contatti, perché non ce ne siamo più. È inutile che la trasformiamo in polemica, cioè, quella è la capacità di lavoro, oltre a quello non si va. Una giornata che ha 18.200 contagiati prevederebbe 18.200 telefonate, i quali avrebbero riferito sicuramente che mediamente una decina di nomi li davano di contatti stretti, no? Qualche amico, il bar, il lavoro, eccetera, e quindi saremmo andati a quanto? A 180.000 persone da contattare in un giorno. È impossibile. Cioè noi dobbiamo fare l'amministrazione del possibile. Per fare quella del possibile, io vi annuncio, sono sempre più convinto che bisogna modificare, che sia doveroso pensare di modificare la definizione di caso e cominciare ad avere un altro e diverso atteggiamento rispetto a coloro che sono asintomatici
positivi e soprattutto nei confronti di coloro che non lo sono addirittura positivi. Cioè i contatti, intende? Sì, cioè, pensate solo che, adesso lo dico davanti a una super esperta, ma un bimbo alla nostra, quando noi eravamo bimbi, cioè, beccavi il morbillo, andavi, faccio un esempio banale ma rende l'idea a tutti, morbillo, stavi a casa, guarivi, tornavi a scuola. Oggi noi abbiamo un bimbo che è a contatto stretto di un bimbo che in aula si è rivelato positivo, allora il bimbo che non è sintomatico ma che ha la sfortuna di avere un compagno di classe positivo, lo dobbiamo tamponare, mettere in quarantena, ritamponare. Uno dice ma vai in quarantena, se il problema è prudenziale si fa il suo isolamento a casa come avesse una malattia diciamo contagiosa, finisce la quarantena che ormai abbiamo capito che non è che uno deve starci mesi in casa. Vi ricordo che a febbraio noi non sapevamo nulla, facevamo 14 giorni, 2 settimane di quarantena, poi abbiamo calato a 10, siamo arrivati a 7, insomma penso che si possa gestire senza ad esempio fare tutta questa fase di tamponi. Poi la scuola ha un altro problema, che ha un bel po' di classi in quarantena, sono tante migliaia e lo potremmo anche dire il numero, non vorrei sbagliare, sono 2004 quando abbiamo chiuso. E poi c'è la mancanza di docenti, sono docenti in quarantena, docenti in malattia e docenti non vaccinati. Ecco, in questo brodo primordiale non so cosa venga fuori, nel senso che abbiamo veramente grosse difficoltà. Io immagino che poi si aprirà lunedì, il governo ha deciso che si dovrà aprire, si apriranno le scuole il 10 e si apriranno con una situazione dove molte saranno chiuse, altre saranno indate perché non ci sono altre soluzioni e si cercherà di venire fuori da questo. Lei torna a dire che avrebbe preferito quindi un'apertura ritardata? Io ho detto che se il comitato, io sono stato quello che ha chiesto al governo di avere un'espressione del comitato tecnico-scientifico rispetto all'apertura delle scuole, se fosse stata auspicabile oppure no dal punto di vista scientifico. Non ho avuto risposte, ma anche i colleghi hanno sostenuto questa richiesta. Quindi prendo atto che il decreto prevede l'apertura delle scuole. Sulla scuola poi quindi... il problema grosso non è l'apertura della scuola, è la gestione di tutto quello che è la fase di testing e di screening, che è una roba paurosa, cioè ai genitori diciamo già che noi non siamo in grado di affrontarla. Adesso dovrebbero scendere in campo le farmacie, ma anche lì vanno chiarite molte cose, perché giustamente le farmacie non possono lavorare gratis e per noi questa fase, se dovesse essere remunerata a 15 euro a tampone a quello che è, significa una spesa paurosa. Considerate che noi facciamo 160.000 tamponi al giorno, ne dedicassimo anche altri 50.000 ai privati e non è una spesa da poco. Sulla scuola quindi si è già espresso. La seconda domanda che le volevo porre era relativa alle misure più in generale che il governo ha deciso. Che valutazione politica dà in particolare dell'obbligo vaccinale sopra i 50 anni? Avrebbe preferito un obbligo più esteso anagraficamente parlando? Ma guardi, intanto diciamo che si è mutuato il modello tedesco, nessuno l'ha detto in questi giorni. Io l'ho detto in più occasioni nelle scorse settimane. La Germania a un certo punto, circa 20 giorni fa, un mese fa, ha deciso di adottare il modello dell'obbligo vaccinale per gli over 60. Noi di fatto abbiamo fatto una valutazione, quando dico noi dico come paese, abbiamo fatto una valutazione che secondo me non è sbagliata, prendendo atto che negli ospedali il nostro paziente prototipo tipo è un over 50 nella stragrande maggioranza dei casi. Poi sentiremo dalla professoressa Tacconelli quali sono le caratteristiche di questi pazienti. Allora, la scelta è quella di mettere in sicurezza nel maggior modo possibile questa fascia di età. Dopodiché tutti dicono ma Zaia era contrario all'obbligo vaccinale, ma io ve l'ho detto per mesi, perché vi ho detto che se l'obbligo vaccinale è un obbligo di natura sanitaria è inattuabile, perché è impensabile che in un paese civile si accompagni qualcuno con la forza pubblica ad essere vaccinato. E ho sempre sostenuto, vedrete che la trasformeranno in un'ammenda amministrativa. È accaduto così in Germania, andate a controllare in Germania, 100 euro di multa, e accade così da noi, 100 euro di multa. Fra l'altro lo farà l'Agenzia delle Entrate, una tanto, non si è ben capito. Vi ricordate quante volte ho detto in questi ultimi mesi
invece di parlare di obbligo vaccinale, chi parla di obbligo dovrebbe spiegarci cosa intende per obbligo vaccinale. Prendo atto che avevo preannunciato, ho preannunciato quello che poi è accaduto, che alla fin fine è un obbligo oblabile, ma non ci risolve il problema sanitario, se il problema sanitario era quello da risolvere. In generale vi ricordo che OMS ha emesso voi sapete che io non sono contro il vaccino, ho la dose booster e non si discute su questo, però chiaramente un mese fa in una circolare OMS ha detto attenzione con gli obblighi vaccinali perché creati muro contro muro poi non vaccinate più. Lo diceva in senso generale, magari non lo diceva per paesi come i nostri che hanno l'89, 90%, 91% di accesso alle vaccinazioni, che è alto, perché voglio ricordarvi che se noi andiamo a guardare anche i dati dell'anti-influenzale del passato, noi eravamo 30, 35, 40% quando andava bene. Quindi io dico, prendiamo atto, adesso c'è una fascia di popolazione che è diventata target da mettere in sicurezza gli over 50. Allora, se è così, dovremmo un po' mollare sugli altri fronti, no? In linea di principio. Nel senso che noi dobbiamo sempre più concentrarci sul fatto che dobbiamo evitare che gli ospedali vadano a collassare, punto. Dopodiché la vaccinazione resta ad accesso volontario per tutte le altre fasce di età e ognuno deciderà cosa fare. Per i bimbi decideranno i genitori. Terza e ultima, a proposito degli ospedali che non devono collassare, ci arrivano segnali di sofferenza in particolare dai centri hub, penso al Policlinico di Padova, che malgrado la presenza del Covid Hospital di Schiavonia si fa carico di una grossa fetta di pazienti Covid. I sanitari si trovano nella difficoltà e anche nell'imbarazzo di dover dire ai loro pazienti che gli interventi chirurgici dell'attività elettiva saltano perché non c'è la disponibilità del personale o perché c'è comunque una restrizione generale. C'è un orizzonte temporale, che so, dal modello previsionale che può dire quando finirà questa emergenza? Guarda, i grandi numeri che ci dà questa emergenza e l'impatto ospedaliero, che pur critico, pur impegnativo, non è un impatto ospedaliero che è in linea con le previsioni del passato. Cioè oggi se noi applicassimo i modelli matematici che avevamo a dicembre dell'anno scorso, oggi noi saremmo al collasso totale, 6.000 pazienti in ospedale, questo ci darebbe il modello. Quindi è cambiato lo scenario, noi abbiamo, poi magari la prof dirà la sua opinione che è più scientifica della mia, abbiamo sempre più il sentore che ci stiamo avviando verso l'endemizzazione di questo virus, no? Cioè chi è ormai che non ha un contagiato a casa, un parente o un amico in quarantena. E la speranza è questa, cioè il mio ringraziamento va a tutti coloro che lavorano negli ospedali, ne abbiamo 54.000 dei quali 12.000 medici, stanno facendo l'impossibile. Forse questa domanda dovrebbe essere girata a chi ancora continua a dire che gli ospedali non servono per il Covid, perché basta curarsi a casa. Nella logica dei grandi numeri qualcuno ha bisogno anche dell'ospedale. Quindi non c'è un'indicazione temporale al momento? No, però il giro di boa noi lo facciamo in questo mese, nel bene o nel male lo si fa. Avete visto, intanto questo virus, anzi questa variante, io lo vedo dal mio osservatorio che è quello dei numeri e gestionale, a differenza delle altre non ci fa attendere tanto l'onda di piena. Cioè tu hai il contatto con il positivo, in 3-4 giorni se ti va male sei già col mal di gola, con la febbre, con il raffreddore. Ricordo che nelle prime ondate ci davamo anche 10 giorni per vedere se accadeva qualcosa. Quindi adesso noi stiamo pagando il conto sicuramente di tutte le festività, dove insomma gli assembramenti ci sono stati, dove comunque inevitabilmente i pranzi hanno diffuso nei clan familiari il virus. Adesso andiamo verso una fase, un po' più tranquilla, a parte il carnevale, speriamo di venirne fuori. Tocca a Cristina Giacomuzzo. Buongiorno. Buongiorno. Tra le novità del decreto ci sono tutta una serie di ripercussioni e i commercianti hanno già sollevato il problema al governo. Sostengono che sono impropri i controlli a carico dei negozianti del Green Pass. Lei che cosa ne pensa di questo? In che senso, scusa? I negozianti devono controllare il Green Pass dei loro clienti. Questo per i commercianti è un obbligo oneroso. Lei cosa ne pensa? Diciamo che è oneroso.
in termini economici anche di tempo. Per qualcuno, mi metto nei panni di molti, può essere anche imbarazzante, può essere anche, come si può dire, in questo senso. Poi io sono anche di un'altra idea, che se è vero che tu mi controlli, io posso chiederti se tu sei a posto con le tue carte. Io continuo a porla questa questione. Molti cittadini dicono: scusami, io devo andare evitiamo di citare una categoria, se no poi ho 20.000 mail domani mattina, vado i servizi alla persona, mi chiede il Green Pass e poi davanti a me non so se chi pratica i servizi alla persona si è fatto i tamponi e vaccinato, non so nulla. C'è anche questo aspetto, no? Quindi è reversibile. Comunque questa è stata la decisione che hanno preso, cioè nel senso che qualcuno dovrà controllare chi entra nei locali, come accade per i ristoratori peraltro. Ma lei come la considera? Come la consideri? Che se non ci fosse il Covid non avremmo tutti questi casini? Cioè, fino ad oggi i ristoratori l'hanno fatto in assoluto silenzio, adesso ovviamente sono altre categorie. Cioè ragazzi, qua dobbiamo capirci, o siamo convinti che questa è una roba seria e dobbiamo venirne fuori, o pensiamo che sia una mega farsa come dice qualcuno e che siano tutte invenzioni per arrivare chissà a vendere quintalate di farmaci o altre robe del genere. Io dico sempre, se qualcuno ha la formula per svuotare gli ospedali, la chiudiamo subito sta partita, perché il nostro problema sono gli ospedali. Presidente, a proposito di partite, nel calcio c'è un po' di caos per la Serie A, il Verona in particolare ha vissuto questi momenti di indecisione con le USL che vanno ognuno per conto proprio. Mercoledì è confermato la riunione con il Governo Stato-Regione su questo tema, lei cosa ne pensa? Penso che debbano essere uniformati anche gli atteggiamenti rispetto alle quarantene o... Il gruppo di lavoro è lunedì. Abbiamo convocato il gruppo di lavoro delle 5 regioni lunedì su questa tematica. Lunedì, cioè oggi? Lunedì. E poi c'è l'incontro col governo, ne parlavo anche ieri col ministro Gelmini. Sì, ma c'è una linea su cui state lavorando? C'è già qualcosa su cui... No. Un'ultima cosa, Presidente, chiedo scusa, quando parlava dell'Open Day... Sì, per i bimbi, dai 5 ai 12 tutti gli hub vaccinali, 5-11 o 5-12? 5-11, nel senso che 12 in su poi c'è l'altra. E poi per i 12 e i 15 anni... È autorizzato, si prenoteranno per il booster. Sempre da lunedì allora o possono già prenotarsi? No, sono prenotabili. C'è il tempo di modificare il programma, che avevamo già fra l'altro predisposto. D'accordo, grazie. Insomma, se non sarà attivo questa sera, sarà domani mattina, Grazie. Prego. Bene, allora adesso tocca a Nicolussi Moro, poi Natali. Buongiorno. Buongiorno. Io volevo chiedere un chiarimento perché è una domanda che ci arriva da molti genitori. Sì. Allora, il presidente di regione non ha la possibilità, in virtù dell'autonomia scolastica, di decidere con una sua ordinanza se posticipare o rinviare, come vogliamo dire, insomma, l'apertura delle scuole? Sì, ce l'ha, ma su base scientifica. E su base scientifica il governo ci ha risposto che comunque vanno aperte. Quindi non c'è la possibilità in questo momento di fare... No, nel senso che se oggi prendessi la decisione di aprire le scuole, di chiudere le scuole, dovrei avere un supporto scientifico che va ad avvalorare che tutto quello che è stato deciso a livello nazionale per il Veneto non vale. Al momento non c'è. Fermo restando che oltre a quei genitori che chiamano in questa direzione, poi c'è una marea di genitori che ci chiamano per dire di non chiudere le scuole. Ma no, l'anno scorso io le ho tenute chiuse fino al 1° di febbraio e c'erano manifestazioni tutti i giorni qui. Sì, però è anche vero che in questo momento, come lei sa bene Presidente, ci sono tantissime categorie di lavoratori a casa contagiati, tanto è vero che i treni sono ridotti, tante aziende rischiano di non riaprire. L'anno scorso facevamo 200 morti al giorno, si sono lamentati della chiusura delle scuole. Ecco, ma nel senso, io penso che quest'anno i genitori che sono a casa magari, però per carità, è una domanda che le rivolgo. È un po' avventurosa metterla così. Per cui, ecco. Sì. La seconda cosa Prego. che interessa a tante persone è questa: a che punto siamo con lo stop delle attività programmate degli interventi chirurgici di elezione negli ospedali? Perché tanti si sentono rimandare in continuazione delle prestazioni specialistiche che avevano prenotato già da un po' e vorrei capire com'è la situazione negli ospedali.
Cioè dobbiamo fare una verifica sui numeri. No, la verifica sui numeri la facciamo, però oggi vi ricordo che vige l'ultima circolare che ha in pratica chiuso l'attività specialistica non urgente ed emergente, quindi quella a 30-60 giorni, e tutte le attività programmatorie di elezione che richiedono posto in terapia intensiva. Quindi vige questo oggi. Però vi dia anche una verifica, però lasciateci almeno 24 ore di tempo. Ok ragazzi? Sì, va bene, d'accordo. Grazie. Allora tocca a Natali. Io ritorno un attimo sul discorso dell'obbligo vaccinale e in merito, se mi può dare lei invece una sua idea sul consenso informato e sulla manleva. Se è possibile, se lei vede magari una possibilità in questo senso. Non sono preparato per rispondere a ste robe. Ok, e invece... Nel senso che è un fatto giuridico che riguarda autorizzazioni che non sono cose che seguo. E secondo lei non ha neanche la sua percezione in questo senso? Perché il fatto di tanti cittadini dicono questo, non c'è una manleva da parte dello Stato e quindi già questo ci indica il fatto di non vaccinarsi. Allora, scusa, io posso dire la mia esperienza e penso che sia condivisibile da molti. Se non mi vaccino è perché ho paura del vaccino, ho paura che mi faccia male il vaccino. Che ci sia qualcuno che mi firma la manleva, o che non la firmo io, o che si assume la responsabilità se sto male, la mia prima priorità è di non star male, non di avere qualcuno che mi paga i danni Quindi credo poco a questa scusa. Se non ti vuoi vaccinare, perché non ti vuoi vaccinare? Perché ricorre spesso sta storia, ma se ci fosse la possibilità di avere che vengano riconosciuti i danni mi vaccino. Cioè io non è che dico vado contro il muro solo se ci sarà poi un'ortopedia che mi aggiusta le ossa. Immagino che chi non si vaccina, del resto lo dichiara, è convinto che è terapia genica, che è grafene, che è microchip, che rende sterili, che non serve a niente, che è Big Pharma. Cosa c'entra la manleva a quel punto? Io la vedo così. E un'altra cosa... Comunque adesso arriverà Novavax, che non ha terapia genica o niente, immagino che avremo gli hub vaccinali pieni di persone che vorranno vaccinarsi. E invece poi ci parlerà meglio della pillola curativa, però il Veneto continuerà comunque ad autorizzare anche le flebo monoclonali? Ma lo dirà la professoressa, è la massima esperta su queste cose. Anzi, sono in arrivo la prossima settimana 2 grossi forniture di monoclonali. Quindi sì, continuerà sì, in questo sì. senso, anche se costano forse di più o no? Quindi alla fine costano meno anche di una... pensate che non vaccinati, pensate, magari dopo chiederemo alla professoressa, i non vaccinati se li fanno volentieri i monoclonali. Sì, cosa diciamo? Che nessuno si vaccina perché costa come un giorno di terapia intensiva? No, ai Novax diciamo che purtroppo loro questo ragionamento... Microfono per favore. Sì, chiaro. Bene, grazie. Passo la parola alla professoressa. Prego, prof. Grazie. Prego, professoressa Tacconelli. Grazie. Allora, è difficile fare il punto della situazione, di una situazione che è profondamente cambiata, secondo me, e la mia impressione, e vorrei fare forse questa premessa, è che in questo momento c'è tantissima confusione perché stiamo utilizzando gli stessi criteri e gli stessi termini di visuale del problema che usavamo un anno fa, anzi 2 anni fa ormai, sono quasi 24 mesi, per una situazione che da un punto di vista clinico e di epidemiologia sul territorio è completamente diversa. Credo che ci siano fondamentalmente 4 visuali che debbano essere chiarite e poi vi dico su quale di queste 4 esprimerò il mio aggiornamento. C'è la visuale del medico infettivologo, quindi del mio team e di tutti gli altri team di infettivologi che lavorano nel Veneto, che sono 24 mesi che fanno solo questo, accompagnati dagli intensivisti che hanno avuto una
certa pausa nel periodo estivo, hanno avuto più o meno momenti di relax, e poi da pneumologi o da intensivi o da internisti a seconda del tipo di specializzazione che lavorava sul Covid, ma fondamentalmente noi abbiamo un solo interesse, che si riduca il più possibile la mortalità dei pazienti Covid. A me non interessa fondamentalmente che stiano vaccinati o non vaccinati, qualunque cosa loro pensino, per me la cosa fondamentale è avere dei farmaci che mi riducano la mortalità. L'opinione invece del chirurgo, l'opinione di tutto l'altro gruppo di medici che non lavora sul Covid è di non avere pazienti Covid dentro l'ospedale. Poi c'è l'opinione del paziente che ha diritto alle migliori cure possibili, anche questo, indifferentemente se sia vaccinato o non vaccinato, quali siano le sue idee. Su questo credo di essere assolutamente convinta al 1000%, che per me non fa nessuna differenza quali siano le idee del paziente, ma ha lo stesso diritto di essere curato come tutti gli altri. E poi invece c'è l'opzione politica, la valutazione politica e sociale e di sanità pubblica, che è completamente diversa, perché deve valutare gli aspetti economici, il diritto alla scuola, il diritto al lavoro, il diritto alla casa. Ecco, queste sono le 4 valutazioni. Io posso parlare e posso riferirmi solo a quella che è la possibilità di trattamento delle malattie infettive, in questo caso del Covid, e quindi dal mio punto di vista di ridurre la mortalità e l'accesso all'interno dell'ospedale. Che poi sia profondamente necessario, per riagganciarmi a un paio delle domande precedenti, che si modifichi il modo in cui la sanità pubblica è organizzata a livello dell'ospedale e del territorio, che la pandemia l'ha dimostrato chiaramente, perché oggi il mio problema è che ci sono tantissimi positivi che non sono sintomatici in ospedale, ma che vengono trasferiti automaticamente nelle aree Covid. Questo aumenta nettamente i numeri che noi abbiamo come ricoveri e ritarda in maniera drammatica l'accesso alle cure del soggetto che ha solo un tampone positivo, ma casomai è un anziano che si è fratturato il femore o ha avuto un incidente stradale o deve fare un intervento chirurgico. Ecco, la sanità va ripensata, perché chi ha solo un tampone positivo debba avere immediatamente le cure, quindi vanno ripensate anche le organizzazioni dei reparti e anche il rapporto con il territorio, dove sicuramente il Covid di ora può essere trattato in maniera diversa in forte collaborazione con gli ospedali. Detto questo, cos'è che vedo io ora? Io vedo una malattia che è causata da Omicron, con la forte limitante che non so esattamente quale sia la percentuale di Omicron nei miei pazienti, come non lo sa nessun centro italiano, ma dobbiamo fare affidamento ad alcune valutazioni di prevalenza che possono essere nazionali o regionali, che però non sono sul paziente singolo. Però io vedo una malattia nettamente diversa. Omicron ha una forma nel vaccinato fondamentalmente simile influenzale, solo delle vie aeree superiori, che può essere trattato, poi casomai lo vediamo anche nel dettaglio, tranquillamente presso il proprio domicilio. Vedo una malattia Covid nel vaccinato che è completamente diversa da quella che vedevo 8 mesi fa, quindi con una netta riduzione del bisogno di semi-intensiva, netta riduzione del bisogno di terapia intensiva, quindi nettamente migliorata, e continuo però a vedere pazienti non vaccinati che acquisiscono la variante Delta, che è ancora altamente diffusa nella nostra regione come in tutta Italia, e vedo lo stesso identico quadro che vedevo 9 mesi fa. Quindi 50enne con semplicemente un diabete che arriva in condizioni gravi e che in 3 giorni finisce a rianimazione. Quindi questo è il quadro che io in questo momento ho di fronte. Qual è la grande differenza con un anno fa? Che in questo momento ho molte più terapie. Non ho una terapia efficace al 100%, ma non ce l'ho nella maggior parte delle malattie infettive. In 50 anni noi abbiamo sviluppato 90 farmaci antivirali per tutte le malattie infettive che esistono, che è niente. Quindi questo è per dirvi quanto sia difficile sviluppare un antivirale. Oggi noi possiamo trattare con 5 diversi tipi di terapie il paziente ambulatoriale. Quale tipo di paziente però devo trattare? Questo forse è il messaggio più importante oggi. Il paziente che è vaccinato e non ha fattori di rischio. E quali sono i fattori di rischio per un Covid grave? Obesità, diabete scompensato, patologie oncologiche, ematologiche, trapianti, immunodeficienza primaria o secondaria, insufficienza renale. Questi sono i pazienti che sono ad alto rischio di Covid. Questi pazienti hanno oggi la possibilità di avere una terapia endovenosa con il monoclonale,
endovenosa da oggi con il Remdesivir o per bocca con il Molnupiravir, che è l'Agerevio, il nuovo farmaco, e possono essere trattati. Quindi cosa ho di nuovo? Ho questa pillola antivirale, che è appunto il Molnupiravir, che ha dosaggio di 200 mg, ne vengono somministrate 4 compresse al giorno, 2 volte al giorno, per 5 giorni. Effetti collaterali molto lievi, per lo più gastrointestinali o cefalea, con nessuna differenza come effetti collaterali con il placebo con cui è stato confrontato in un trial randomizzato controllato, che per noi è l'unico modo per vedere se un farmaco effettivamente funziona o meno. Cosa ha dimostrato questo studio? Che nei pazienti che hanno un fattore di rischio per un Covid grave, la percentuale di soggetti che vanno incontro a decesso o a ricovero ospedaliero era del circa 7% in chi assumeva la terapia orale e circa il 14% in chi invece assumeva delle compresse con zucchero o qualunque sostanza che fosse considerata placebo. La mortalità in quelli che poi andavano in ospedale era sempre circa 4%, 5% nel gruppo con la terapia per bocca e 10% nel gruppo senza. Quindi significa aver ridotto di circa il 50% il rischio di ricovero. Quindi non è la panacea del Covid, perché altrimenti dovrebbe essere il 100%, ma per me ridurre il 50% mortalità o ospedalizzazione fa un impatto enorme. Chi è che non può prendere questa compressa? Per le donne in gravidanza non è stata testata, non è stata testata nei bambini, quindi al di sotto dei 18 anni. Questo è importante perché uno dei grandi problemi della sanità, non Covid ma di tutta la sanità, è sempre che esistono pochi farmaci per i bambini. Questo è sempre stato un motivo anche per gli antibiotici di problematica. Se una donna desidera avere dei figli proprio in questo momento, in questi 8 giorni in cui prende la terapia, deve utilizzare un mezzo contraccettivo, perché non ci sono studi sull'effetto di queste terapie su una possibile procreazione, quindi per almeno 4 giorni dopo. Quindi, come vedete, è un farmaco assolutamente maneggevole. Abbiamo detto ne ha diritto gli stessi che avevano diritto ai monoclonali, quindi per rispondere alla domanda della giornalista prima, che il gruppo dei pazienti a rischio rimane lo stesso. Quello che io ho adesso in questi pazienti sono 3 opzioni: posso fare l'anticorpo monoclonale, posso fare la terapia orale e in più ho anche approvato da AIFA il Remdesivir, che vi ricordate era uno dei primi farmaci che l'Inghilterra aveva sperimentato per l'azione sui pazienti ospedalizzati. Adesso ha fatto un nuovo trial che dimostra che 3 somministrazioni per via endovenosa, dose d'attacco, secondo giorno metà dose, terzo giorno metà dose, riducono dell'88% il rischio di ospedalizzazione nello stesso tipo di pazienti. Quindi noi adesso abbiamo questi 5 farmaci, 3 anticorpi monoclonali, una compressa e un farmaco endovenoso che fino a 6 mesi fa non avevamo. Cosa cambia quindi per il paziente? Se io sono un vaccinato senza fattori di rischio e ho sintomi influenzali, io direi di affrontare la problematica esattamente come una sindrome influenzale. Riposo, farmaci, che sia l'ibuprofene, che sia il paracetamolo, tranquillamente a casa, qualche rimedio antico che sicuramente fa bene, che va dal tè caldo alla tranquillità, ma è una sindrome influenzale, come tale va trattata. L'unica accuratezza che si potrebbe suggerire, visto che tutte le famiglie oggi ce l'hanno, un saturimetro, misurazione della saturazione d'ossigeno 3 volte al giorno, seduti, senza fare attività, in un ambiente senza luce diretta sul paziente. Se la saturazione d'ossigeno è sempre dal 94% in su, praticamente trattatela esattamente come una qualunque altra influenza. Se il paziente invece ha uno di quei fattori di rischio che abbiamo detto prima o non è vaccinato, deve contattare il medico di medicina generale e chiedere al medico di medicina generale di confermare che lui è un paziente a rischio
In Veneto abbiamo una piattaforma, la Regione ha creato una piattaforma elettronica in cui il medico di medicina generale segnala il paziente con fattori di rischio a un centro regionale e provinciale. Ogni centro prescrittore riceve in Veneto questa comunicazione e quindi noi chiamiamo i pazienti a seconda di quelli che ci vengono segnalati dal medico. In azienda ospedaliera integrata di Verona abbiamo fatto un passo in più perché abbiamo dato anche la nostra disponibilità per aiutare i colleghi del territorio di essere contattati direttamente. Molti dei giornali hanno pubblicato più e più volte i nostri numeri, in questo momento ovviamente siamo in una situazione di panico totale perché riceviamo circa 200 telefonate al giorno, ma continuiamo con coraggio e voglia di aiutare a lavorare in questo modo. Quindi vedete che questa è fondamentalmente la situazione in questo momento. Cosa è importante per chi ha fattori di rischio e ha una sindrome influenzale in questo momento? Che faccia un tampone entro 5 giorni. Questo ci permette di usare tutti e tre i tipi di terapia. Quello che abbiamo fatto con la Regione, con tutti i tavoli della Regione, con tutti i colleghi che lavorano su questo argomento, il farmaco Remdesivir può essere utilizzato anche in RSA. Questo significa aiutare i colleghi dell'RSA, il paziente invece di essere spostato come avviene adesso e quindi chiamare la Croce Rossa, fare lo spostamento, spesso i pazienti poi sono anziani, non hanno piacere ad essere spostati, hanno ansia, verranno trattati esattamente dove si trovano, a meno che non abbiano bisogno ovviamente dell'ospedale dove siamo assolutamente disponibili, e ricevono il Remdesivir per 3 giorni endovenosa direttamente. Altra organizzazione che come azienda ospedaliera di Verona, ma ritengo che tutte le altre aziende del Veneto stiano facendo lo stesso, di collegarsi con il territorio per cercare di utilizzare, laddove il paziente con fattori di rischio non si possa muovere da casa, le USCA per la somministrazione della terapia per bocca. Anche questo per cercare di far collaborare tutte le componenti dell'assistenza sanitaria alla migliore terapia per il paziente. Vedete che questo rispetto a quello che avevamo 6 mesi fa è un altro mondo, e non ho parlato ancora del nuovo antivirale, che è un'associazione del Ritonavir che avevamo provato all'inizio, insieme con un nuovo antivirale scoperto adesso che si chiama Nirmatrelvir, che anche questo ha un effetto 3 compresse 2 volte al giorno per 5 giorni nel ridurre la replicazione. L'America l'ha già provato in via emergenziale, adesso toccherà a EMA ed AIFA fare lo stesso. Cos'altro possiamo fare? Possiamo prevenire la malattia nei pazienti molto immunocompromessi, oncologici ed ematologici. Da circa una settimana hanno la possibilità post contatto di essere trattati con anticorpo monoclonale. Sta per arrivare sul mercato un anticorpo monoclonale che ha un effetto di 12 mesi. Questa potrebbe essere una possibilità per tutti i trapiantati, gli oncologici e gli ematologici che non rispondono al vaccino, ed anche per i Novax che per qualunque motivo abbiano però delle patologie concomitanti gravi, e quindi utilizzare questo anticorpo monoclonale ci può permettere di dare una protezione di lunga durata. Ovvio che non è una sostituzione per il vaccino. Il vaccino ha una sua funzione, l'anticorpo monoclonale ne ha un'altra, però era per dirvi di quante e numerose sono le opzioni che abbiamo oggi rispetto ad un anno fa. Quindi forse per questo motivo io mi ritengo abbastanza serena, nel senso che il mio problema è che si parla in troppi su argomenti che non sono di competenza, per cui non chiedetemi cosa ne penso dei vaccini per i bambini, perché non penso che sia mio compito dare questa informazione. Io parlo di quello di cui ho evidenze e che sono abituata a trattare. Sono i pediatri, le società di pediatria che danno queste informazioni, così come i piani di sanità pubblica vanno discussi con gli esperti di igiene. Se ognuno di noi parlasse solo di quello di cui ha competenza, probabilmente potremmo avere un momento un po' più sereno. Che poi la sanità abbia bisogno di un momento di riorganizzazione e che prenderemo spunto da tutto questo per imparare la lezione, io spero che questo poi, insomma, qui ho al mio fianco chi se ne deve occupare, noi diamo solo il nostro contributo, ma credo sia il momento appunto di pensare al futuro con un po' più di serenità rispetto a 24 mesi fa. Grazie. Avevo dimenticato di dire che la professoressa è anche il Comitato Tecnico Scientifico regionale, oltretutto.
Ci sono domande per la professoressa Tacconelli, Nicolussi Moro e poi Andriolli. Buongiorno professoressa, volevo chiederle se mi può spiegare meglio il nuovo... Non si sente? Perché è acceso? Allora aspetta. Ecco. Allora, buongiorno professoressa, volevo chiederle se mi potesse spiegare meglio il nuovo anticorpo monoclonale. Intanto, e poi le chiedo anche della pillola, però questo mi interessa perché io non ho capito bene la differenza con gli altri. Ecco. Allora, il nuovo anticorpo monoclonale, che si chiama long acting, nel senso di lunga durata, non è ancora in commercio in Italia. Sono stati però pubblicati su riviste internazionali di prestigio i primi risultati e comunicati dalla casa farmaceutica, quindi non c'è ancora una valutazione in qualche modo indipendente. Però i primi risultati che si sono documentati hanno valutato una differenza tra chi ha fatto questo anticorpo monoclonale e chi non l'ha fatto a parità di esposizione a numeri di pazienti positivi nel ridurre l'acquisizione in maniera altamente significativa. Perché succede questo? L'anticorpo monoclonale praticamente significa l'infusione nel paziente di un numero, parliamo di milioni di copie di anticorpi che hanno come durata più o meno 2-3 mesi, dopodiché spariscono naturalmente dal sangue ed il paziente acquisisce i propri anticorpi che nel frattempo, data la malattia, si è provocato, ovviamente si sono sviluppati. Il nuovo tipo di anticorpo monoclonale è stato modificato con tecniche di biologia molecolare per cui la sua durata è superiore ai 6 mesi e secondo i primi dati in vitro arriva fino a 12. Non parliamo di modifiche nel senso di utilizzo di geni animali o di modifiche con proteine virali, semplicemente biologia molecolare che ha modificato la struttura chimica per una degradazione a livello del sangue più lunga rispetto ai 3 mesi che è di solito. Grazie, questo mi è chiaro. Volevo chiederle adesso se la pillola che noi chiamiamo anti-Covid, insomma la pillola della Merck, è già in utilizzo nei nostri ospedali e come gestite la differenza anche in rapporto al paziente poi che vi chiede tra la pillola anti-Covid e i monoclonali, oppure se ci può essere un'associazione, perché mi ricordavo che all'inizio, quando non c'era ancora appunto grande scelta, si associava ai Remdesivir ad altre terapie. Volevo capire se anche in questo caso le 3 terapie che lei ha citato sono associabili tra di loro. Grazie. Allora, le terapie che io ho citato, a cui lei fa riferimento, sono nei pazienti trattati in ambulatorio, quindi quelli con sintomi lievi che non necessitano di terapia in ossigeno in reparto. Non vengono somministrate in combinazione, ma c'è un'alternativa l'una o l'altra. Il farmaco è arrivato in Regione Veneto credo l'altro ieri è stato immediatamente distribuito alle farmacie di tutte quante le aziende. Io ovviamente posso parlare per la mia azienda, il nostro ambulatorio di Verona da questa mattina è in grado di somministrare i farmaci e credo che lo stesso avvenga in tutto il resto della regione. E come ci regoliamo? C'è una differenza importante tra il monoclonale e l'antivirale che può essere utile nella scelta. I pazienti sono gli stessi, quindi io sono autorizzata a prescriverli sia l'uno che l'altro, diciamo uno dei 3 sicuramente nei pazienti. Alcuni dati preliminari in vitro mi dicono che gli anticorpi monoclonali potrebbero avere un effetto minore sulla variante Omicron. Attenzione che però sono solo dati in vitro. Io vi posso dire sulla nostra esperienza degli ultimi 250 pazienti trattati, tra l'altro in maniera randomizzata a Verona, noi non abbiamo visto alcuna differenza, nessuno dei nostri pazienti è stato ricoverato, quindi non ho nemmeno una percentuale da darvi, vi dico solo che sono stati 0. Però ovviamente una sola osservazione non fa scienza e quindi avremo bisogno di più dati. Se io però sospetto che il paziente possa essere veramente ad altissimo rischio di complicanze e per esempio ha una patologia grave
concomitante potrei preferire la terapia orale rispetto al monoclonale se temo che ci possa essere la variante Omicron. Un altro dato importante è che il farmaco antivirale è stato testato solo su soggetti non vaccinati. Quindi non è detto che questo beneficio enorme che si è visto nello studio venga confermato nel vaccinato, perché il vaccinato ha meno malattie, era uno di quei punti che ho detto all'inizio. Quindi potremmo pensare di preferire la pillola orale per il non vaccinato e l'anticorpo monoclonale per il vaccinato, però ecco, di questo ne discuteremo insieme poi con i colleghi del Veneto. Mi dimenticavo di dirvi prima, e vi prego di farmela aggiungere perché ci tengo, la Regione ha fatto qualche mese fa in collaborazione con il gruppo della dottoressa Scroccaro un documento che dettaglia attentamente tutte le terapie del paziente a domicilio, che si trova sul sito internet della Regione per tutti i medici di medicina generale. Abbiamo veramente lavorato tanto per fare quel documento e c'è il dettaglio di tutto quello che un medico di medicina generale può prescrivere al proprio paziente e gli effetti benefici di quello che prescrive. Ecco, pensavo che questo potesse essere un momento utile per ricordarlo. E l'ultima cosa, professoressa, volevo chiederle, ho visto che è stato condotto anche uno studio, se non sbaglio, dall'IEX di Negrar, però siccome i Novax continuano a, tra virgolette, curarsi con l'ivermectina, se ho pronunciato bene, volevo capire un attimo che cosa ne pensa lei. Allora, lo studio di Negrar ha confermato che il farmaco non ha effetto. Credo che l'unico modo che ho io di rispondere a questa domanda è che dipende da quello che un paziente si aspetta dal proprio medico. Io ho un solo modo di lavorare, un medico deve lavorare sulla base delle evidenze scientifiche, non c'è un altro modo. Poi deve discutere le evidenze scientifiche con il paziente e concordare a seconda della persona che ha di fronte quale sia la terapia migliore per quel paziente, perché i pazienti sono diversi e non è detto che la migliore terapia per uno sia la migliore terapia per l'altro, però non c'è un altro modo di lavorare. Ci sono alcune terapie come l'ivermectina, la zitromicina, l'idrossiclorochina, che sono gli stessi che noi utilizziamo per trattare il cancro, gli stessi che noi utilizziamo per trattare le patologie reumatologiche, quindi che tutti accettiamo come evidenza scientifica, hanno dimostrato che sono inutili se non addirittura dannosi. Io non posso rispondere a un mio paziente che non in questo modo e credo che il paziente debba pretendere dal proprio medico una spiegazione scientifica di ogni consiglio che gli venga dato, che non può essere io penso, io credo, io ritengo, io ho letto su Facebook o sul sito web non specificato. Grazie, tocca a Milva Andriolli. Dottoressa, io la ringrazio moltissimo per il quadro anche tranquillizzante dal punto di vista delle terapie che sono, diciamo, nell'evoluzione. Siamo arrivati ad avere un armamentario molto più ampio, avete a disposizione molti più strumenti per combattere la malattia. Però confesso anche una grande difficoltà nel fare il punto della situazione, non essendo medico io e non tentando minimamente di spiegare a chi andrà somministrato come, quando e quali terapie. Lei ha detto prima, se ognuno restasse sul proprio terreno riusciremo a... Ma lei fa parte anche di tanti terreni, compreso quello del Comitato Tecnico Scientifico, e quindi le giro la domanda. La situazione è cambiata, sono 23 mesi diversi, con situazioni diverse, dove il positivo di 2 anni fa non è lo stesso positivo di adesso, e però gestiamo la situazione allo stesso identico modo, tant'è che è in difficoltà lo stesso Presidente che dice: come facciamo se abbiamo ridotto i numeri di giornate di isolamento? I decreti del governo vanno in questa direzione di leggere la realtà che cambia, o siamo sempre a utilizzare le stesse parole e quindi fermi lì? Allora, qui chiede la mia opinione che va un po' oltre la mia opinione medica. Sì, allora... E vale per le scuole, e vale per l'obbligo vaccinale, anche sulla tempistica. Allora, la mia opinione personale, quindi come tale può essere soggetta a critica, è che in questo momento non ci sia a livello politico un approccio calibrato sulla situazione attuale, ma che le risposte che io vedo
sulla base della mia opinione personale, sono risposte che sono calibrate sulla situazione precedente. In questo momento invece secondo me va ripensato tutta la organizzazione e il controllo del Covid, quindi che va dalla necessità reale del contact tracing, che in una situazione di questo genere non è possibile pensarla come quando i casi erano 3. E allora va benissimo fare il confronto con la Cina, ma se la Cina lo può fare con 3 casi non è la stessa cosa che farlo con un numero di positivi come quello di oggi. Significa riorganizzare gli ospedali e riorganizzare anche come l'impatto del Covid viene calcolato, che non può essere più sulla base del numero di tamponi positivi, non può essere più su un fittizio numero di letti attuabili, ma deve essere fatto sulla reale situazione degli ospedali, ma soprattutto deve essere cambiata la definizione di caso, di Covid, che si riferisce solo ed esclusivamente a chi ha la malattia da Covid e non a chi ha un tampone positivo, perché se non cambiamo questo modo di pensare, di nuovo, mia opinione personale, in 2 mesi la sanità crolla. Il paese si paralizza, esatto. Però con dati che non sono più quelli di 2 anni fa, cioè dove si giustificava un lockdown, adesso non solo non lo possiamo giustificare, ma non lo possiamo neanche più attuare. O anzi, ci andiamo, ma chi è che può cambiare queste cose? Cioè, dal di dentro, le vostre indicazioni, mi rivolgo a lei come comitato tecnico scientifico, quindi non come infettivologa, come si può a questo punto riuscire a invertire la rotta e anticipare anche le mosse del Covid, perché a questo punto ho l'impressione che siamo sempre indietro, è questo? Allora non siamo sempre indietro perché su tanti punti ci sono molte persone, come per esempio l'organizzazione delle terapie sul territorio, l'approvazione dei farmaci, ce ne sono tante di persone a diversi livelli che stanno cercando di cambiare l'organizzazione. Quello che posso fare io come singolo membro del CTS è discutere con i vari responsabili regionali e condividere con i miei colleghi tutto quello che noi abbiamo detto finora, e quello che io vedo è che in Regione c'è un orecchio molto attento. Dopodiché io mi immagino che la Regione Veneto possa venire ad un tavolo superiore a quello regionale con una proposta e cercare di condividerla con le altre regioni. Sì, possiamo anche aggiungere che noi stiamo modificando, riprendo la risposta che ho dato a Angela Pederiva prima, no? la definizione di caso eccetera. Stiamo lavorando con la professoressa Tacconelli e un gruppo di lavoro per modificare il nostro piano di sanità pubblica. Poi gerarchicamente è ovvio che se mi esce un decreto che mi dice che devo ancora rincorrere secondo quella definizione di caso quei soggetti, è inevitabile, cioè per fare un paragone, è come se oggi qualcuno ci dicesse che dobbiamo andare a cercare il virus dell'influenza nelle narici di tutte le persone che girano per strada. E avremo dei grandi numeri, ma sono magari persone che mai si ammaleranno di influenza o infetteranno qualcun altro. Quindi è da ricalibrare questa roba. Però c'è anche un segnale positivo, è cambiato molto, quindi vuol dire che si va verso la fase di uscita molto probabilmente. E forse l'ultima cosa che posso aggiungere è che bisogna anche prendere questa occasione per modificare anche la cultura medica in campo infettivologico e rendere anche più accettabile per un non infettivologo che un paziente possa essere ricoverato in un ambiente protetto e possa essere trattato anche se ha il Covid. Ecco, secondo me noi qui non ci siamo ancora e questo è un problema della sanità italiana. La pandemia ha fatto venire fuori anche alcune delle lacune diciamo di livello di conoscenze infettivologiche trasversali che in Italia sono ancora un po' basse, ecco, insomma, e si spera che questa sia l'occasione per lavorare un po' meglio tutti insieme. Tutti confidano sulla pandemia che sia l'occasione per essere più buoni, per fare il punto della situazione migliorare. Ma io ci credo però, tutti lo dicono ma io ci credo fermamente. Perché vede che arrivano anche le medicine, quindi da questo punto di vista è molto più pragmatica. Ma dal punto di vista politico vede questi cambiamenti, cioè riesce a misurare la possibilità di cambiare effettivamente? Non posso cambiare persone che hanno 60 anni. Posso cambiare le generazioni più giovani e posso fare dei programmi o fare delle proposte, perché io ovviamente come singolo non posso fare nulla, però posso fare delle proposte di momenti di miglioramento culturale
nelle nuove generazioni di medici. Questo sì, lo posso fare, nel mio piccolo, nel mio team l'ho già fatto, e credo che si applichi veramente anche al futuro, perché quando ci sveglieremo tra 12 mesi e il Covid sarà veramente una parte del sistema, lo spero davvero, ci sarà una porta enorme aperta su tutta una serie di problemi che non abbiamo affrontato negli ultimi 3 anni e che necessitano invece di essere affrontati. E quindi insomma parlavamo già con l'assessore sull'importanza di cominciare a pensare a tutto quello che è stato trascurato e che invece va nettamente affrontato. Okay, grazie, c'è ancora iscritta a intervenire Silvia Moscati. Sì, buongiorno professoressa. Senta, io volevo fare un attimo il punto. Una cosa che ci è sfuggita sono i tempi, no? Abbiamo tralasciato un attimo i tempi e poi la terapia. Naturalmente io mi concentrerei sulla maggioranza delle persone che in questo momento può essere positiva, ma è vaccinata con 2 o 3 dosi e magari può avere sì qualche fattore di rischio, ma magari non so, solo obesità o diabete o ipertensione, ma non cose grosse, e sono la maggioranza. Queste persone nel momento in cui sono positive, che tempi hanno? Cioè devono stare, lei ha detto, a riposo e con le terapie normali, quelle antinfluenzali che possono essere dal paracetamolo all'acido salicilico, quello dell'aspirina, insomma mi pare di capire, a un saturimetro, tutto questo, ma per quanto tempo? Cioè loro che tempi hanno per preoccuparsi? Seconda cosa, questo farmaco, lei ha parlato di farmacie, per cui si presume che la ricetta deve essere fatta dal medico di base. Allora no, siamo andati, effettivamente ho dato tantissime informazioni in un tempo brevissimo. Okay. Allora il farmaco può essere prescritto solo in questo momento dagli infettivologi e da personale USCA addetto alla terapia sul territorio. Il medico di medicina generale può indirizzare tramite la piattaforma i pazienti che necessitano di questa terapia, così come faceva per gli anticorpi monoclonali. Essendo gli stessi pazienti, per il medico di medicina generale non cambia nulla. Indirizza il paziente, in più ha la possibilità che l'USCA, che invece non potevano prescrivere gli anticorpi monoclonali, adesso possono prescrivere la terapia in compresse. Su un dato forse sarebbe il caso di precisare, non è vero che la maggior parte delle persone ha una comorbidità maggiore. Quelle comorbidità di cui abbiamo parlato sono davvero una minima percentuale sul numero oggi totale. Quella minima parte, che può essere del 5%, del 10%, quella è quella che deve fare riferimento a una segnalazione per chiedere se la terapia possa essere di giovamento, e queste persone devono farlo entro 5 giorni dall'inizio dei sintomi. Per tutti gli altri io mi aspetterei e valuto nei pazienti che seguiamo una sindrome influenzale che va dai 5 ai 10 giorni e in genere in quinta giornata c'è un miglioramento. Difficile che ci sia un peggioramento senza che il saturimetro dia una indicazione di peggioramento della respirazione. Ecco perché, a differenza di una sindrome influenzale dove non avrei mai detto tenetevi un saturimetro, questa volta aggiungiamo come scrupolo la possibilità di avere un saturimetro. Dunque vale più il saturimetro quasi del termometro, insomma, è molto importante. Fondamentalmente sì, direi che la febbre non ci preoccupa particolarmente, non è mai stata correlata a un'evoluzione infausta. Benissimo. Io non ho altri colleghi iscritti a parlare. Se il Presidente e l'assessore... No, salutiamo, grazie, ringrazio la professoressa per la disponibilità. Mi sembra che sia stata utile questa... C'era solo un ultimo aspetto relativo all'ultima domanda. Non vorrei che passi il concetto, siccome uno delle grandi leggende metropolitane, forse l'adagio che va di più adesso, è quello di dire questo è un virus che si può curare a casa. Cioè, la prof ha spiegato bene fino a che punto si può curare a casa, poi dice se il saturimetro lampeggia e dice c'è un warning, bisogna cominciare a pensare che forse ci vogliono altre cure.
più che altro perché sennò c'è sempre questo alibi di dire che noi riempiamo gli ospedali perché dobbiamo tenere alti i numeri per i finanziamenti e tutte queste minestre che purtroppo non esistono, sono solo invenzioni e fanno solo male ai cittadini che molto spesso pensano proprio che la cura domiciliare sia solo l'unica soluzione. È la vera soluzione, ma non basta solo quella a volte. Giusto? Bene, allora grazie. Se non ci sono altri interventi, grazie a tutti e buona giornata. Grazie a voi. E si chiude dunque la conferenza stampa del Presidente Zaia, l'ultima parte è dedicata alla professoressa Tacconelli che ha disegnato inizialmente quello che è il nuovo scenario che si vive negli ospedali, come è cambiata l'evoluzione proprio della malattia rispetto ad un anno fa, 2 anni fa, anche quello che è il fronte poi delle cure, è entrato nello specifico delle 3 terapie monoclonali per via endovenosa e adesso la nuova novità da ieri è stata distribuita nelle farmacie delle aziende sanitarie venete, la nuova pillola che si prende per via orale e che interessa una platea di pazienti che erano coinvolti nella gestione della malattia con i monoclonali, ovvero i pazienti a rischio, e quindi anche questa nuova pillola è proprio dedicata a loro. La prima parte della conferenza stampa è stata aperta dal Presidente Zaia che ha parlato come ogni volta di quella che è la nuova situazione sul fronte contagi e ricoveri. Siamo ad un 19% di tasso di occupazione in terapia intensiva, ad un 20% in area medica. 2 novità per quanto riguarda le vaccinazioni per gli over 50, sono 150.000 attualmente quelli non vaccinati in Veneto, per loro si apre da oggi anche l'accesso diretto per la vaccinazione, l'altra alternativa è quella della prenotazione su portale, mentre domenica open day per i vaccini per i più piccoli, per la fascia 5-11 anni. Saluto Carlo Valerio, presidente di Confapi Padova, ma membro anche della Giunta Nazionale di Confapi. Buongiorno, ben ritrovato, grazie per essere con noi. Buongiorno a voi e buon anno, visto che l'abbiamo appena cominciato, siamo qua. Dopo esserci salutati alla fine di quello precedente. Esatto. Mi fa piacere rivedere tutti. Grazie, fa piacere anche a noi e ci scusi per l'attesa, tra pochissimo parleremo con lei proprio anche dei contenuti del nuovo decreto e ne ha parlato il Presidente Zaia, soprattutto per quanto riguarda la scuola. Il Governatore ha detto sarà un grande caos la ripresa. Con il Presidente di Confapi Padova parleremo naturalmente dell'obbligo di Super Green Pass per i lavoratori over 50. Abbiamo però in collegamento anche, l'ho vista, Monica Zanlorenzi, con lei apriremo parrucchiera, con lei apriremo proprio una parentesi per quanto riguarda i saloni di parrucchiere e di estetiste per i quali dal 20 gennaio scatta per i clienti l'obbligo di Green Pass, quello base. Buongiorno anche a lei Monica. Buongiorno grazie. a lei. Allora, noi adesso abbiamo la pubblicità, prima il meteo e poi arriveremo con i nostri 2 ospiti, a tra pochissimo. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Benvenuti al meteo. Temporanea fase anticiclonica con tempo nuovamente stabile sul nostro territorio. Vediamo il dettaglio di venerdì 7 gennaio. Sul Veneto bel tempo, sarà una splendida giornata all'insegna del sole, come vediamo non sono previste precipitazioni. Il cielo sarà sereno o al massimo con qualche nube sparsa, aria tersa in montagna. Temperature in calo, anche sensibile, il clima sarà dunque più tipicamente invernale, minime sotto 0, massime comprese tra 1 e 5 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui non cambia lo scenario, tanto sole ovunque con cielo sereno o velato, non sono attese piogge. Temperature minime sotto lo 0 ovunque, tranne che a Trieste, massime sui 4-5 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo lo stesso contesto, tranquillo e soleggiato, qualche addensamento ma del tutto innocuo. Temperature minime ampiamente al di sotto dello 0, meno 8, meno 7 gradi, massime sui 2 all'incirca.
Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Rieccoci in diretta, vi ho presentato prima della pubblicità i due ospiti in collegamento, Monica Zandorenzi, parrucchiera, e Carlo Valerio, presidente di Confapi Padova e membro della Giunta Nazionale di Confapi. Valerio, parto subito da lei. Allora, obbligo di Super Green Pass per i lavoratori over 50. Che cosa succederà nelle aziende? Che cosa comporterà questo obbligo e soprattutto c'è un rischio produttivo che è stato scongiurato dopo l'obbligo di Green Pass base, ne avevamo parlato anche con lei, ci aveva detto c'è stata anche una collaborazione tra datori di lavoro, lavoratori, anche all'interno degli stessi ambienti lavorativi tra colleghi, ma questo ulteriore stretta che cosa comporterà? E questo potremo vederlo solo vivendo, appunto. Noi, come abbiamo ripetuto più volte, saremmo stati immediatamente per un obbligo vaccinale esteso a tutta la popolazione della nostra nazione. E se l'avessimo fatto per tempo, probabilmente avremmo evitato che nascessero tutta una serie di dubbi, perplessità, paure, ma anche atteggiamenti un po' interessati che con la salute hanno poco a che fare. Ora dovremo misurarci appunto con questa novità che era comunque nell'aria e che fortunatamente fino ad ora non avevamo dovuto affrontare, perché la possibilità di fare i tamponi, pur diventando molto pesante per i nostri collaboratori, intendo le persone che lavorano per le nostre aziende, era una scappatoia. Ora c'è questo limite posto a 50 anni. E è possibile che questo limite dei 50 anni vada ad avere effetti proprio per le figure professionali più specializzate, diciamo così, perché l'esperienza di un lavoratore sopra i 50 anni, soprattutto per alcune lavorazioni o gestioni di macchine sofisticate, è quella che fa la differenza, quindi è possibile che il tema diventerà proprio quello. Ovviamente le aziende dovranno semplicemente adattarsi alla condizione che viene imposta, e lo ripeto, condividendo sostanzialmente lo spirito della vaccinazione obbligatoria, e ci si augura che queste persone abbiano la sensibilità di superare le loro difficoltà personali o perplessità, soprattutto chiedendo magari ulteriore sostegno a chi potrebbe spiegare meglio le cose. Prima abbiamo sentito la conferenza stampa della signora che ha spiegato con grande chiarezza quali sono i nuovi temi medici, quali sono le opportunità, quali sono i rischi. Di sicuro una informazione che sia sempre più capillare, sempre più pressante, senza essere però troppo minacciosa, probabilmente aiuterà queste persone. Altrimenti dovranno scegliere di gestire questo periodo, che è quello del perdurare della pandemia così com'è, e attendere momenti migliori. Noi comunque ci auguriamo che, come sempre, prevalga il buon senso e il senso di equilibrio anche. Ma le aziende possono permettersi di attendere a questi tempi migliori e quindi magari di venir meno nella filiera produttiva proprio delle figure di riferimento? C'è un rischio concreto se si pensa poi che proprio il nostro tessuto imprenditoriale, le nostre piccole imprese vedono tra le loro fila soprattutto questa fascia d'età con, come diceva lei giustamente, una grande esperienza alle spalle?
È così, sì. Del resto però noi oggi apprendiamo ciò che è stato deciso 2 giorni fa e in sostanza le aziende sono ancora tutte chiuse. Quindi è qualcosa che potremo meglio valutare a partire da lunedì. Potrebbe sì esserci questo rischio, ma bisognerà gestirlo in qualche maniera, perché oltre a tutto il resto al quale forse poi avremo modo di accennare, energia, costi delle materie prime e tutto il resto, se dobbiamo anche preoccuparci, o meglio, essere penalizzati pesantemente da questo, vorrebbe proprio dire che quest'anno comincia malino, diciamo così. Avremo tutte le energie e tutta la voglia di andare avanti, ma veramente non so che cosa dire in questo momento. Lo vedremo a partire da lunedì. Mentre a partire dal 20 gennaio c'è l'obbligo per chi si recherà nei saloni di bellezza, nei saloni di parrucchieri ed estetiste di esibire il Green Pass base, lo specifichiamo subito, ovvero quello che si ottiene anche semplicemente con l'esito di tampone, ma significa un ulteriore aggravio perché bisognerà controllare al momento in cui il cliente accede. Che cosa succederà dal 20 gennaio? Monica Zanlorenzi? È un problema nel senso che dovremmo dalla porta dei nostri saloni chiedere il Green Pass base, ricordiamolo, cioè un tampone. Il fatto è che comunque rallenta il lavoro perché bisogna essere fuori dalla porta a chiederlo, e poi ci stiamo chiedendo proprio questa mattina che siamo rientrati dalle vacanze, con che coraggio, cioè da una parte c'è anche un po' di timore a chiedere, perché se uno non ce l'ha, signora non può entrare nel mio negozio. È un po' una discriminazione come ormai è da un bel po', chi è vaccinato, chi è tamponato, chi può, chi non può fare. Un'altra cosa, sinceramente io mi chiedo, le clienti vaccinate, ok, continueranno, le controlleremo, poi si sa, quelli abituali settimana per settimana non serve più controllarli sempre. Però il problema comunque secondo me rimane, perché uno che non vuole vaccinarsi, non vuole farsi il tampone, non va a sprecare 15 euro per farsi una piega o un colore. Cioè è assurdo buttare via tutti quei soldi per farsi i capelli o per farsi una ceretta da un estetista o un massaggio. E quindi cosa cadiamo ancora di nuovo sull'abusivismo? Ci saranno parrucchiere e estetiste che andranno in casa, e quelle chi le controllerà? Siamo sempre al stesso punto, cioè mettono le leggi senza pensare che però ci potrebbero essere dei problemi dietro. Per fortuna gente di vaccinata ce n'è tanta, e quindi penso che come lavoro non ne soffriremo tanto. Però sinceramente siamo stanchi, siamo veramente stanchi, che sono 2 anni ormai, faremo il battesimo dei 2 anni e siamo ancora qua col problema come facciamo andare avanti, come facciamo. L'anno scorso avevamo il problema dei colori di zona. Riapriremo, non riapriremo. Adesso abbiamo sempre questo problema, chi è tamponato, chi non è. Quindi ogni anno c'è sempre un problema che dobbiamo risolvere noi alla fine. Perché c'è il timore che una parte della clientela abituale non vaccinata decida o, come diceva lei, il rischio è quello dell'abusivismo, oppure come si faceva durante il lockdown di arrangiarsi tra virgolette nella cura dei propri capelli, attendendo poi che venga a decadere questo che è l'ultimo decreto, cioè che venga a mancare proprio quella fetta di clientela abituale che appunto, pur di non spendere i soldi per farsi il tampone, per andare dal parrucchiere decide di mettere via quei soldi e spenderli in un altro modo.
Sì, questo è il pericolo, c'è tranquillamente, però io dico, mentre nel primo lockdown la gente aveva paura, non si muoveva e allora correva al supermercato, si prendeva il colore, se lo faceva a casa perché tanto in 15 giorni prolungavano la data delle riaperture. Quando è stato aperto la gente aveva anche la voglia di andare fuori, di andare a farsi belle. Qui il problema è un altro, che qui la proroga è fino a giugno, quindi si saprà che fino al 30 giugno è l'obbligo di entrare dentro sui nostri saloni col Green Pass. E comunque la gente si può muovere, quindi non andrà più quella che vuole essere bella, non andrà più al supermercato, si chiama il parrucchiere in casa, l'abusismo in casa. Non c'è più quel problema della corsa al supermercato, ma c'è quella corsa, secondo me, di chiamare una parrucchiera in casa o un estetista. Lei parlava all'inizio, insomma, dell'onere di controllare e quindi è anche la necessità magari di avere una persona in più oppure di togliere una persona dal lavoro normale per metterla a controllare. Allora, diciamo che già siamo strettini e abbiamo già sofferto, sappiamo tutti abbiamo sofferto, tutte le categorie hanno sofferto e quindi è difficile anche dire assumo un'altra persona per avere un costo in più per controllare. Io per esempio rallenterò un attimo e una si mette all'entrata del negozio a chiedere il Green Pass. E significa quindi magari un cliente, un appuntamento in meno? Esatto, questo sicuro sarà perché 2-3 minuti che la signora ce l'ha cartaceo, 2-3 minuti che ce l'abbia sul cellulare, comunque alla fine delle 8 ore, 3 minuti una, 3 minuti l'altra, parte un'ora, ecco che ci siamo tolti un cliente in meno a fine giornata e per noi un cliente in meno comunque è sempre un cassetto che perdiamo. È questo che anche siamo un po' arrabbiati, perché da Roma arrivano sempre le leggi, però sono sempre contrarie, sono sempre contro a chi lavora. Non ci vengono incontro con niente, ma ormai non abbiamo neanche più la speranza di essere aiutati noi. Noi chi ci aiuta? Sono 2 anni che facciamo questa domanda, però nessuno sa ancora la risposta e da Roma non arrivano le risposte. E questo è il problema. Monica, io la ringrazio per il suo intervento, era importante insomma toccare anche questa categoria che forse anche inaspettatamente è rientrata in questo decreto, magari torneremo ad aggiornarci dopo il 20 gennaio perché adesso sono previsioni, quelle che state facendo, dopo il 20 gennaio si avrà davvero il polso della situazione reale, quindi grazie davvero a Monica Zanlorenzi, buon lavoro e ci diamo appuntamento dopo il 20 gennaio per capire effettivamente quali sono le ripercussioni di questo nuovo decreto sul vostro lavoro. Grazie ancora. Grazie a lei, arrivederci. Arrivederci. Prima della pubblicità volevo tornare un attimo dal presidente di Confapi, Carlo Valerio. Lei prima accennava, facciamo un attimo un accenno però poi lo approfondiamo dopo la pubblicità. Lei diceva se dovesse arrivare anche questo, aggiungendola a quelle che sono le altre problematiche, sarebbe davvero un inizio d'anno negativo. L'altra problematica principale, e se ne sta discutendo a livello nazionale e non solo, è quello dei costi dell'energia. Che scenari si stanno prospettando, Presidente, in questo momento? Ma se non verranno attuate delle iniziative di correzione sarà un problema piuttosto grosso ed è un problema che come al solito apparentemente parrebbe scaricarsi sulle aziende, in realtà poi diventa un problema generale perché ci sono le ultime statistiche, ad esempio del costo sulla produzione annuale calcolato in ottobre, quindi ottobre 21, ottobre 20, in Europa è salito del 23%. Questo vuol dire che i prodotti e i servizi prima o poi costeranno il 23% in più. Quindi l'aumento dell'energia, del costo dell'energia che è legato a vari fattori che poi vedremo, unito a quello delle materie prime che in parte sono legate all'energia,
sta diventando un tema che va affrontato, ma non dai semplici privati. Bisognerà che a questo pensino gli Stati o le organizzazioni di Stati come la Comunità Europea. Poco più di 2 minuti di pubblicità, Presidente, poi torniamo e approfondiamo questo tema, ma parliamo anche poi dell'ultima legge di bilancio per capire se vi soddisfa o meno. A tra pochissimo. Rieccoci in diretta, stavamo parlando insieme al Presidente di Confapi, Valerio, abbiamo parlato inizialmente di quelle che potrebbero essere, al momento sono previsioni, le conseguenze del nuovo decreto che impone l'obbligo di Super Green Pass per gli over 50 nei luoghi di lavoro, e ora invece ci stiamo addentrando nel tema altrettanto importante dei costi dell'energia. Quali sono i settori e anche in questo caso che cosa potrebbe succedere? Quali possono essere quelle aziende che rischiano di bloccare la propria attività proprio a causa di questi rincari? Beh, di bloccare l'attività speriamo pochissime. Questo è un augurio, ma è anche una valutazione. Certo che dipende molto dal settore di attività di ogni impresa, perché l'energia elettrica o gas viene utilizzata sostanzialmente, al di là del gas che viene utilizzato per riscaldare gli stabilimenti industriali, l'elettricità viene utilizzata per far funzionare le macchine, mettiamola in questi termini. E allora, se uno ha una fonderia di acciaio dove serve arrivare a 1500 gradi per sciogliere il minerale e trasformarlo poi in acciaio, ovviamente consumerà una quantità enorme di energia elettrica o di gas per riscaldare i forni. Se l'attività invece non è legata a macchine che consumano moltissimo, che vengono chiamate produzioni energivore, chiaramente l'incidenza è diversa, perché se io non devo scaldare molto i miei materiali, non ho troppi motori, non ho troppe resistenze elettriche, produrre, nonostante gli aumenti enormi dell'energia, mi costerà un po' di meno di quanto non succeda a chi, per esempio, deve sciogliere la plastica per metterla dentro agli stampi. Quindi è molto variegata la prospettiva di difficoltà per le varie aziende. Verrebbe da dire perché si è arrivati a questo punto? Il perché è uno dei grandi non misteri, perché purtroppo misteri non sono, ma ci sono tanti elementi concomitanti. Quello forse più importante è l'ingerenza enorme che la finanza sta avendo nell'economia mondiale. Per finanza non intendo la Guardia di Finanza che viene a controllare le nostre attività, intendo la finanza, cioè il comprare e vendere denaro in sostanza. Se le grandi fonti di energia sono di proprietà di imprese industriali o di estrazione che sono per esempio quotate in borsa nelle varie borse mondiali, appena c'è un aumento di richiesta di energia cercheranno di aumentare il prezzo, perché questo vorrà dire avere poi un valore in borsa superiore, e quindi chi ha investito dei soldi diventerà ricco non con il lavoro ma con gli interessi che verranno generati dall'aumento dei prezzi. Questa cosa è alla base dell'economia mondiale purtroppo in questa fase. Questo modo di fare i soldi umilia il lavoro e la produzione, quelli veri, però in questa fase purtroppo siamo in questa situazione. Ma questo passa, come abbiamo già detto in altre occasioni, parecchio sopra le nostre teste. Poi ci sono delle altre cose che andiamo in qualche modo a cercarci con un intento positivo, ma forse con una programmazione che non è quella sufficiente. E parliamo per esempio
di tutta la tendenza alla riduzione dell'inquinamento, che è una cosa dovuta assolutamente, che noi stiamo affrontando in questo momento. Per produrre energia noi dobbiamo o produrla in modo pulito, quindi limitando molto l'inquinamento, e allora dobbiamo farla o col sole o con l'energia eolica, però il sole produce solo di giorno e l'energia elettrica prodotta non può essere inserita in batterie, purtroppo, e l'energia eolica, anche quella di solito invece funziona la sera quando le attività produttive non sono in movimento, mettiamola così. Per poter continuare a produrre bisogna rispettare alcune regole, e cioè tu produci energia, sì, bene, allora devi dirmi quanta anidride carbonica produrrà la lavorazione per avere quell'energia. Se tu non riesci a ridurla perché i tuoi macchinari non sono in grado di produrre meno anidride carbonica, dovrai comprare da qualcuno il diritto di produrla in qualche maniera. Sembra complicato, ma sono i certificati verdi in sostanza. Io non riesco a essere virtuoso perché la mia produzione non me lo consente, allora vado a comprare certificati verdi, cioè possibilità di inquinare, da qualcuno che invece può vendermeli perché quello che fa lui è meno energivoro. Questa cosa diventa un obbligo perché ci sono dei casi nei quali, se io non ho i certificati verdi perché non sono riuscito a ridurre io i quantitativi prodotti, se supero un certo livello non posso più lavorare. Questo è legittimo e buono come prospettiva futura, ma è un qualche cosa che dovrebbe essere attuato negli anni, e quindi prepararsi prima, modificare le produzioni, modificare i comportamenti, ma tutto questo richiede cultura e tempo. Se io invece faccio un effetto annuncio e dico fra 10 anni io dovrò aver ridotto fino a quel livello, immediatamente parte la speculazione finanziaria di cui abbiamo parlato prima. È parecchio complicato il mondo nel quale ci stiamo dibattendo in questi anni, e probabilmente diverrà più complicato ancora in futuro, a meno che finalmente tutti non comincino a ragionare in modo meno utilitaristico per se stesso e più volto invece agli interessi generali dell'umanità intera. Ed è ancora più complicato perché veniamo da 2 anni di pandemia che ha provato davvero tutti. Ultimissima domanda, Presidente, un commento sulla legge di bilancio approvata pochissimi giorni fa. Vi soddisfa e che punti invece non vi trovano d'accordo? Allora, proprio nello spirito di quello che ho appena finito di dire, bisogna capire che chi sta governando in questo momento lo sta facendo dopo 2 anni di pandemia, in una nazione come la nostra che ha un debito pubblico enorme per scelte sbagliate fatte in passato, e in una congiuntura mondiale che non è certo semplice. Quindi abbiamo poco a disposizione e il governo ha cercato di utilizzare questo poco nel modo migliore. Quindi ognuno potrebbe dire ma io avrei voluto di più per questo, per quell'altro, per quell'altro, ma insomma gli aspetti, come sentivamo prima con la signora della parrucchiera, sono sempre diversi fra loro. Che cosa va bene, o almeno è un bel segnale? Il segnale positivo è che le tasse personali verranno ridotte. Questo è qualche cosa che capita per la prima volta dopo 60 anni probabilmente, o qualcosa del genere. Se non altro è un segnale, questo però ha dei costi. Comunque sia, una lavoratrice o un lavoratore, quando andranno a pagare le proprie tasse, pagheranno un po' meno a parità di salario e stipendio che riceveranno. Quindi questo è una cosa positiva. Poteva essere modulato in modo diverso
sì, probabilmente, però i numeri e le tematiche sono talmente complesse che è difficile poter andare a discutere. E questo è un aspetto positivo. Un altro aspetto è tutto quello degli, chiamiamoli sostegni, non aiuti, alla produzione o all'organizzazione di servizi. Quindi vengono stanziate somme anche importanti per aiutare le varie attività a migliorare la loro capacità di produrre cioè di produrre merci e di produrre servizi. Quindi che cosa c'è di abbastanza buono? Tutta una serie di finanziamenti che possono essere utilizzati sempre però, e questa è una cosa positiva ancora, nello spirito che non sono soldi a fondo perduto dati a caso. Tu fai una certa attività, comprovi il fatto che hai preso un macchinario che consumerà di meno e produrrà di più, mi fai vedere le fatture e io ti do una parte di quello che è stato investito. Anche questo è un elemento positivo. In questo caso ci sono moltissime attività legate al finanziamento o cofinanziamento di ciò che deve essere fatto per migliorare le imprese. L'importante è che questo sia sempre soggetto poi a posteriori a controlli seri, perché bisogna evitare che ci sia chi fa il furbo, perché chiunque faccia il furbo con una sorta di finanziamento pubblico sta rubando letteralmente qualcosa a qualcun altro. Quindi ben vengano, però bisognerà essere rigorosi nel controllo. Grazie davvero Presidente, mi perdoni, sì, se riesce a concludere perché ho finito il tempo. Ma certamente, quindi sostanzialmente ci rendiamo conto che è stato fatto ciò che poteva essere fatto. Una cosa che non ci piace per niente è che l'IRAP, cioè l'imposta che poi è regionale sulle attività produttive, venga ridotta, anzi eliminata solo per i professionisti e per gli autonomi, mentre avrebbe dovuto essere estesa anche alle piccole e piccolissime imprese. Ultimo elemento che noi avremmo voluto vedere in questa legge, ma anche in quelle precedenti, è l'obbligatorietà a cambiare i termini di pagamento tra privati, cioè tra aziende, perché una grande azienda obbliga la piccola azienda a essere pagata a 120 giorni, quindi la piccola impresa deve andare a finanziarsi in banca. Se per legge il pagamento fosse a 30 giorni, le aziende avrebbero le loro risorse in casa e non dovrebbero andare a fare debiti in banca. Vedremo che cosa succederà, anche perché questa è la legge e speriamo che possano essere apportate migliorie in futuro via via che verrà applicata. Grazie davvero al Presidente di Confapi Padova, grazie, è stato molto interessante il suo intervento sulle tante tematiche affrontate, grazie, torneremo ad aggiornarci anche con lei per capire come si evolverà la situazione. Grazie Carlo Valerio, Presidente Confapi Padova. Noi abbiamo finito il tempo a disposizione, grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di giornata.